Buona giornata, buongiorno e buona domenica da Vittorio Veneto, dallo stadio attrezzato per l'atletica leggera in questo caso, un colpo d'occhio meraviglioso, una bellissima giornata, fa caldo anche per questa domenica di luglio e allora buona giornata, buona domenica vi dicevo e buona atletica perché se ieri nella prima giornata d'apertura di questo meeting nazionale appunto organizzato da ATL Etica di San Vendemiano ricordavamo, tra l'altro memorial del professor Ivo Merlo, ricordavamo appunto che c'era voglia di atletica, voglia di sport, beh, lo diciamo e lo ricordiamo anche oggi, insomma bellissima giornata, voglia di sport, voglia di stare insieme con tutte le procedure, con tutti i protocolli necessari naturalmente, però insomma ci siamo, quantomeno ci si vede su un campo da gioco, ci si vede su una pedana, su delle pedane che sono state già e sono già animate dai primi atleti che gareggiano fin dalle prime ore di questa mattina. Sono in pedana da circa mezz'oretta, gara dell'asta che è già iniziata, vedete le nostre immagini. Tra l'altro oggi mi pare che ci sia l'ausilio e ci sarà l'ausilio anche di un drone che sta già sorvolando sopra le nostre teste e andrà a cogliere naturalmente luoghi più distanti o più nascosti che vi faremo vedere e scoprire di questo angolo di Vittorio Veneto, immerso nel verde completo, è uno splendido, splendido veramente colpo d'occhio perché oltre alla possibilità di fare atletica e di fare sport c'è la possibilità di stare in tranquillità, in serenità, proprio nel massimo del silenzio, sembra di non essere nemmeno vicino ad una cittadina, insomma più o meno di 30.000 abitanti come Vittorio Veneto e con le auto che transitano poco distante di qua, vi posso garantire c'è veramente un clima idilliaco, molto bello, tranquillo e quindi sereno anche per trascorrere una domenica particolare, una domenica fatta di atletica, ma una domenica che insomma può essere anche da passare in mezzo al verde e con tutti i protocolli sanitari che ci sono, tranquillamente venite qui a trovarci per chi naturalmente ascolta questa diretta da vicino, insomma da paesi limitrofi, beh, potete venire tranquillamente a trovarci perché tutto è organizzato perfettamente dall'ATL Etica di San Vendemiano che ha organizzato questo primo meeting nazionale Memorial Professor Ivo Merlo. È un meeting che è andato, beh, dire in lotta è brutto perché insomma c'erano due meeting per aprire la stagione dell'atletica leggera, quello di Rieti che è il meeting classico, il meeting che ormai da anni apre la stagione dell'atletica leggera, lo ha fatto anche ieri con alcuni risultati non eclatanti o quantomeno non eclatanti per gli atleti che si aspettavano di fare bene, insomma c'è stato un andamento molto lento, titola oggi la Gazzetta Sportiva con Tortu che è stato battuto ed è inquadrato infelice di questa gara che dice ho corso male, come voto merito 4 al rientro dopo l'emergenza sanitaria nei 100 metri piani. Filippo Tortu fa 10,28 in batteria ma poi perde in finale, comunque i programmi non cambieranno. Abbiamo avuto appunto dei protagonisti di ieri a Rieti, 10,31 Filippo Tortu, 20,69 nei 200 di Davide Re, 2,27 di Gianmarco Tamberi nell'alto, anche lui un pochino deluso, e poi un 12,93 nei 100 ostacoli femminili di Luminosa Bogliolo. Per quanto riguarda appunto Vittorio Veneto invece c'è stata la conferma di Larissa Iapichino che era un po' la stella del meeting organizzato qui a Vittorio Veneto in questi 2 giorni, beh, la 17enne fiorentina alla sua prima uscita stagionale all'aperto nel lungo ha fatto subito centro, infatti nella prima giornata del meeting di Vittorio Veneto ieri al secondo tentativo ha saltato 6,57
con nella serie anche un 6,54 oltre che un 6,40 e un 6,37 e poi due nulli. Infatti la gara la sarà aperta con un millimetrico nullo che ha voluto poi controllare personalmente sulla pedana. Solo due volte nella carriera ha fatto meglio, lo scorso anno con 6,64 ai tricolori juniores di Agropoli e 6,58 nel giorno della vittoria agli europei di categoria di Borash, quindi 6,58 e ieri 6,57, era ad un centimetro appunto dall'eguagliare il suo record personale. Nei 100 metri piani si è corso con un 10,37, ha corso Fausto Tesalu, che era uno degli staffettisti tra l'altro italiani, che era giunto qui a Vittorio Veneto con i favori del pronostico, che ha confermato 100 metri 10,37 per Fausto De Salu. Nel giavellotto c'è stata una grandissima prestazione di Roberto Bertolini, che ha firmato e ha fatto un 79,41. Questo per quanto riguarda appunto la giornata di ieri, che abbiamo sintetizzato per quanto riguarda i due appuntamenti italiani, insomma Rieti e Vittorio Veneto, che si è collocato appunto nel panorama nazionale dell'atletica leggera. Bene, queste le immagini che vedete arrivano dalla gabbia del Martello, dove sono in pedana le ragazze. Qui siamo sulla categoria allievi. Come allievi sono anche i ragazzi che stanno saltando nell'asta dall'altra parte della tribuna centrale, dove è posizionata la nostra postazione. Questo per quanto riguardava le prime chiacchiere di primo mattino, così per aprire questa seconda giornata. Io mi auguro che con l'organizzazione, ieri abbiamo parlato di avere la possibilità, insomma, di avere qualche ospite anche ai nostri microfoni, anche per intervallare queste mie parole, questi miei commenti durante il corso della mattinata, ma anche nel corso del pomeriggio, che ricordo, dopo una pausa pranzo, chiamiamola così, di alcune ore, ci si fermerà intorno alle 11:30, mezzogiorno, per ritrovarci poi alle ore 16 per iniziare la seconda parte, la seconda conclusiva parte appunto del meeting per questa seconda giornata. Io spero che poi mi possano arrivare anche i fogli di gara per annunciarvi e per darvi i pettorali e i nomi e cognomi di ragazzi e ragazze che sono appunto al via in queste manifestazioni ed in queste gare. Spero che tutto questo possa avvenire, mentre ancora questa bella immagine dalla gabbia del lancio del Martello che sta cominciando. E in effetti puntualmente sono arrivati i fogli per ricordarvi che nel Martello si sta gareggiando e si gareggerà poi con un ordine per quanto riguarda i maschi. Andiamo a vedere se abbiamo anche il martello donne. No, per il momento no. Martello chilogrammi 7,260 uomini, con un ordine di lancio che vedrà il super favorito Marco Lingua della Marco Lingua Forever con un accredito personale di 74,17. Poi ci sarà con il pettorale numero 7 Jacopo Bellin della Treviso Atletica con un personale di 35,40. A seguire con il numero 3 di pettorale Davide Vattolo dell'Atletica Malignani Liberta Sudine con un personale di 59,53. Con il pettorale numero 4 Andrea Barozzi della Trieste Atletica con un personale di 53,34. Poi ci sarà il numero 5 Luca Marchiori dell'Asse Industria Sport Padova con un personale e un accredito di 51,31. Poi con il numero 2 Alessandro Feruglio dell'Atletica Malignani Liberta Sudine con un personale di 63,57, che è il secondo migliore dopo quello di Lingua.
e poi Marco Grassi con il pettorale numero 6 che è dell'Aristide Coin Venezia con un personale di 39 e 37, quindi pensiamo che la gara insomma sarà tra Lingua che arriva a Vittorio Veneto già con i favori del pronostico e il secondo potrebbe essere Luca Marchiori che ha scusatemi, potrebbe essere Alessandro Feruglio che ha un personale di 63 e 57. La gara potrebbe essere qui, potrebbero inserirsi via via Vattolo, Barozzi e Marchiori per quanto riguarda appunto questa gara del martello uomini, mentre ripeto adesso in pedana ci sono le donne ma sono le allieve per il martello. 200 ostacoli, vedremo la gara per quanto riguarda gli uomini con un ordine di partenza che ci porta al pettorale numero 6 e in corsia 3 Mirko Riccardi della Trilacum che ha un poi con il pettorale numero 1 Lorenzo Ferri in corsia 4 della Pistoia Atletica 1983 che ha un accredito di 26 e 10, con il pettorale numero 4 Matteo Miani correrà in corsia 5 dell'Assindustria Sport Padova, con il pettorale numero 2 Matteo Beria correrà in corsia 6 dell'Atletica Vicentina. Questo per quanto riguardava i 200 ostacoli uomini, gli ostacoli che sono stati già posizionati nella pista dell'impianto Consolini qui a Vittorio Veneto. Il triplo donne avrà questo, sarà una serie unica con queste atlete che andranno da Anna Costella, che abbiamo già visto ieri, Alessandra Prina, Veronica Vialetto, Lucia Bordignon, Nicole Cavazza, Irene Girardi, Chiara Galvani, Maria Giovanna Salvan, Corinne Chiallancin, Caterina Groaz, Veronica Zanon, Lucia Denadai, Sara Sartori ed Elena Soligo, che le ultime tre sono del team Treviso con dei buoni personali tra l'altro. Questo è il triplo donne, mentre i 200 metri, i 200 ostacoli vedrà per quanto riguarda le donne un ordine di partenza così strutturato: pettorale numero 3 per Sara Bobbo in corsia 3, pettorale numero 1 per Michela Caon in corsia 4, pettorale numero 2 per Fabiola Avoledo in corsia 5, pettorale numero 4 per Irene Calegaro con la corsa in corsia 6 e Emma Elena Marcer in pettorale numero 5 in corsia 7 per quanto riguarda una gara, quella dei 200 ostacoli donne. Queste le prime gare che ci saranno e che saranno appunto e che apriranno la giornata, diciamo, mentre chi ha avuto l'onore di aprire proprio questa mattina intorno alle 9, un attimino prima delle 9, sono i ragazzi e le ragazze allievi che stanno gareggiando nel salto con l'asta e nel martello al femminile. 43-65 che la pone in terza posizione alle spalle delle due atlete della Malignani. Arrivano anche, come potete sentire in sottofondo, alcuni risultati per quanto riguarda il martello femminile, mentre nella pedana dell'asta fallisce il salto un atleta che abbiamo visto in sottofondo cercare di passare l'asticella, non riuscendoci purtroppo. Invito quindi ad assaggiare questa birra speciale e a rinfrescarvi assaporando il sapore della vittoria. Comincia ad animarsi l'impianto Consolini qui a Vittorio Veneto,
44,08 per la Bonaldo, terza posizione per lei in questa gara di allieve appunto nel martello. 42 per lei, l'accredito e primo lancio di questa gara. Eccola al lancio, il primo di questa gara, esce il martello dalla gabbia e adesso sapremo la misurazione, un lancio valido per lei e la misurazione poi arriverà. E la Marzola, vediamo se riusciamo a vedere il responso dei metri raggiunti per la Marzola al primo lancio del martello. E ha fatto 39,50, scusate. 39,50. Secondi tre lanci di finale sono appannaggio dei primi 6 classificati dopo le prime 3 prove. Chiaramente, come viene ricordato, insomma, vanno alla seconda parte della gara i primi 6 che hanno firmato e timbrato il miglior lancio nella prima serie, appunto, anche in questo caso per quanto riguarda il femminile e le allieve che sono in pedana tuttora. Ecco il replay che possiamo vedere da parte della nostra regia di questo atleta che sale, buon salto, è felice l'atleta, lo vedete, di aver saltato e di aver passato la misura. Non abbiamo, lo ripeto, ad ausilio di chi si mette in ascolto, un'altra visione adesso ancora dell'asta, era passato poi il rientro sul materassone, tocca con le caviglie l'asticella e la trascina giù purtroppo per questo atleta, di cui, ripeto, per ausilio di chi si mette all'ascolto della nostra diretta, di queste due gare che stanno vivendo, stanno facendo vivere appunto agli spettatori qui di Vittorio Veneto in questi momenti, non ho la lista e quindi vediamo soltanto di sentire o riuscire a percepire, per esempio per Rebellato 34,58 per un lancio nel martello. Irene Dapra adesso va a lanciare, bella questa immagine dall'alto del drone che segue le immagini in questa seconda giornata qui dall'impianto Consolini di Vittorio Veneto. Ecco il lancio di questa ragazza Dapra, fa uscire l'attrezzo dalla gabbia, è un lancio tra l'altro non valido mi pare, perché si è alzata la bandierina rossa, quindi nulla da fare per la misurazione che non serve, va in pedana Martinis o Marinis, scusatemi, ma ho lo schermo a favore di sole che ci batte contro e quindi qualche difficoltà ce l'abbiamo. Esce altissimo il martello lanciato da questa atleta, ma anche per lei il lancio è nullo. Ed è sponsor per le Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, che ora sarà diventato 2021. Questo è quello che ci auguriamo. Martinis nel frattempo il secondo lancio, però nullo per lei, quindi comunque rimane in testa alla classifica. Adesso c'è Lazzarato. Società allenamento, Laura Lazzarato al martello, vediamo il suo caricamento e poi l'attrezzo che esce dalla gabbia e si aggira vicino ai 40 metri forse. Vediamo Lazzarato, vediamo se ho la misura più o meno, insomma davanti a me ho un cartello che indica i 50 metri, però sono in posizione non
non giusta per cercare di capire, però insomma 44,04 44,04 per il secondo posto di Lazzarato nel lancio del giavellotto, mentre buono questo salto, abbondantemente superata la misura. Intanto Lorenzini vola alto, era la prima entrata in gara, quindi bene. Potete seguire la diretta live streaming di queste gare sul sito www.streamingsport.it o sul canale YouTube di Atletica Sport TV. Ancora un atleta nella gabbia del lancio del martello, esce l'attrezzo per così dire, siamo a misura più bassa e più corta rispetto al lancio precedentemente visto. Nel salto con l'asta adesso la volta di Siamo a 3,70 nel lancio, nel salto con l'asta, 3,70 m, piano piano si sale anche in questa categoria, sono gli allievi appunto a misurarsi, siamo al settore maschile, mentre ripeto, alla gabbia del lancio del martello ci sono le allieve al femminile, carica molto bene, va abbondantemente, ampiamente sopra i 3,70, bravo Gramigna che va a superare alla prima entrata in gara, al primo tentativo, questa misura. Avete visto come abbondantemente sia andato sopra l'asticella. la volta di Luca Cavari dell'Atletica Firenze Marathon, 4,5 il suo personale che sappiamo più o meno su che Esce dalla gabbia anche l'attrezzo per Rizzetto, è uscito però è nullo questo lancio che era andata vicina, insomma nuovamente ai 50 metri, però nullo, mentre è pronto al salto, mi pare Cavari, E diamo qualche informazione in più sullo salto con sponsor l'asta, eccolo qua, della Cavari gara, salto con va l'asta, alla rincorsa, bene, anche lui un buon salto per Cavari, sempre sui 3,70 al primo tentativo e quindi bene superato anche da lui. pensa Baby come un saltatore con l'asta, perché i saltatori con l'asta hanno uno spirito particolare, volto a voler sfilare i propri Ancora un limiti, lancio nullo intanto dalla gabbia del martello. E allora andremo ad assaggiarla a questo punto, se da tutte queste sensazioni. Nel frattempo siamo pronti a vedere il lancio di Greta Zinn della Sindustria Sport Padova. Ecco questa atleta della Sindustria Padova, Zinn, che va a lanciare il... niente da fare, un nullo perché il martello non esce dalla gabbia, Precedentemente a lui mentre Marin non supera la misura dei 3,70, quindi si ferma al primo salto e adesso dovrà ripetersi. confrontarsi con 3,70, vedo ancora Marin e vediamo Altra atleta sulla gabbia, Bonato, nel frattempo Marin in quarta esce bene e Bonato va oltre i 50 metri se è buono, sì, è un lancio valido, quindi oltre i 50 metri. Padova, attualmente è fra le tre atlete intorno ai 44 metri, Vediamo però, attenzione perché io ho i 50 metri che sono in... si dice il giudice su questo lancio, vediamo Bonato, vediamo al secondo lancio, Bonato va 45 e 37, sì, effettivamente non devo farmi ingannare dalla posizione dei cubi della misurazione perché io non sono in linea con i cubi, quindi personale di 42,02. Marzola Ma torniamo a per parlare il suo delle maglie lancio. vestite dai nostri volontari. Sono state gentilmente Ecco offerte da Gioma, il come abbiamo martello detto che prima, esce, ma è Mazda, nullo Mazda, anche Mazda, questo salto, Villaterra, Vicenza, questo lancio, ed è 78, nullo anche il salto poi che abbiamo visto in sottofondo, in lontananza, per quanto riguarda l'asta. vintaggio, serigrafie, stampe
caduta l'asticella, quindi dovrà ritentarci Marin. Palloni, giacche, cappellini, berretti, calze ed intimo sportivo. Quindi se dovesse servirvi qualcosa di personalizzato per voi, che siete sicuramente amanti dello sport, vi invito a contattare il 78 Veste il tuo team. Altro lancio, questa volta di Conte, ed è valido, quindi andiamo a vedere la misurazione, a trovare la misurazione per quanto riguarda questo lancio di Conte. Secondo lancio per lei, per Conte. Vediamo la sua misura toccata con questo lancio, 44,27. 48, scusatemi, 48,27. Siamo all'asta. Ecco la rincorsa per questo salto, buon salto, l'abbiamo visto soltanto nella parte finale. Marin supera i 3,70 al terzo tentativo, quindi rimane in gara e passa ad un'altra misura. Lancio nullo, e come vi dicevo, Cristian Marin del gruppo sportivo Fiammeolo adesso è un crescere continuo. E ricordiamo che tutte le riprese 3,70 televisive per di questa Marin. giornata dedicata allo sport sono state sponsorizzate da M3 Abbigliamento, negozio di produzione maglie di San Vendemiano fin dal 1962. Propone anche total look ed accessori e potete trovarlo in via Mare 65 a San Vendemiano. L'asticella nel frattempo del salto con l'asta viene portata a 3,80 m e il primo ad affrontare Qualche problemino con la gabbia, mi pare, del martello, mentre si alza a 3,80 l'asticella dell'asta. personale di 3,90 m. Ricordo a tutto il pubblico che la gara dell'asta riguarda la categoria allievi. Eccoli qui, quindi ritorniamo sull'asta, è pronto per... Tratto il martello nella rete si provvede a Allora avevo ragione, avevo visto che c'era qualche problemino sulla gabbia del martello, c'è un attrezzo che si è incastrato, che si è bloccato sulla gabbia e quindi bisognerà prima di tutto riprenderlo e poi sistemare la cosa. Ecco l'asta, andiamo sull'asta, qua il salto è buono e va abbondantemente sopra i 3,80. Lorenzin primo tentativo. Adesso è la volta di Cosimo Gramigna. passa bene, Lorenzin abbiamo visto in precedenza il primo tentativo 3,80, adesso Gramigna anche per lui, primo tentativo sui 3,80. Mentre vedete la salita sulla gabbia per un addetto per recuperare questo martello che si era incastrato, quindi per il momento è ferma la gara del martello femminile allievi, si gareggia sull'asta. Ecco il caricamento e la rincorsa di Gramigna che parte, va al salto abbondantemente superato il 3,80, quindi Gramigna passa. Ci avviciniamo alle misure. Cominciano ad essere misure piuttosto interessanti, insomma, 3,80 con un salto buono che passa abbondantemente sopra l'asticella, quindi nessun problema. Un accredito di 4,5 affronta i 3,80. Cavari, primo tentativo anche per lui, 3,80, Cavari. Non riesce a superare i 3,80 Cavari. Adesso tocca a Marin, sempre al primo tentativo. E diamo qualche numero di questa manifestazione.
Adesso mi pare che il martello sia stato tolto dalla rete dove si era incastrato nel lancio precedente, e ritornano in pedana ancora le ragazze, le allieve del lancio del martello, per cercare naturalmente di continuare la gara. Tocca a Dapra ed è il terzo lancio per Dapra, sempre dalla gabbia del martello. Ecco, un martello che non ne vuole sapere di uscire, quindi è un lancio nullo anche per Dapra, quindi niente da fare. Sono le prime due gare dedicate alle allievi e alle allieve, queste dell'asta e del martello. Ecco un altro salto che non va a buon fine per Marin. Siamo sempre sulla misura dei 3,80. Tocca a Cavari adesso, secondo tentativo, secondo salto per lui. Cavari sui 3,80, sempre dalla pedana dell'asta. Un'occhiata anche al martello, dove finalmente l'attrezzo esce. Vediamo se il lancio è valido. Vediamo, sì, è valido per Martinis, e allora la misurazione adesso per Martinis, mentre è buono anche il salto per quanto riguarda Cavari nell'asta. Eccolo qua, lo rivediamo, abbiamo perso in diretta, lo rivediamo, sì, è stato leggermente fortunato perché è passato di poco con la caviglia sopra l'asticella, mentre Martinis va sui 45,78 per quanto riguarda il suo terzo lancio. Mentre dalla parte opposta della tribuna vediamo l'entrata in campo, eccola qui, la nostra regia va subito ad immortalare l'entrata in campo delle atlete che parteciperanno e ci saranno appunto da vedere nelle proprie, probabilmente sono le tripliste sicuramente, il salto triplo, perché sono veramente tante, triplo donne come potete vedere. Avremo modo di seguire queste immagini. Il salto con l'asta intanto ancora per Marin, che non ne vuole sapere di andare sopra i 3,80, e allora nulla da fare, nullo il salto. Lazzarato ha un lancio valido nel martello, vediamo è il terzo lancio per Lazzarato, vediamo se riesco. Io ho sempre qualche difficoltà a vedere il monitor, o meglio il display laggiù in fondo, 47,34, perché ci batte il sole contro e quindi ho qualche difficoltà. 47,34 per Lazzarato al terzo salto nel lancio del martello, che vediamo se no, non è concluso perché va in pedana un'altra atleta per il martello donne allievi. C'è nell'asta ancora Marin che va al terzo salto per cercare di andare oltre la misura dei 3,80 e quindi rimanere in gara. Vediamo, nell'asta pedana c'è Marin, vi dicevo appunto, al suo terzo tentativo. Concentrazione dell'atleta che cerca di trovare, eccola qui, la concentrazione giusta per lanciarsi nella rincorsa. Eccolo Martin che parte ed è buono, questa volta è buona il salto e quindi va sopra i 3,80, passa il turno, va avanti superando i 3,80, quindi
di adesso un personale di 3,70, quindi Ah, si è migliorato, ecco Martin, lo speaker ci informa che aveva un 3,70 di prestazione personale, con i 3,80 è riuscito al terzo tentativo a superare, quindi a migliorarsi e portarsi avanti rispetto al suo personale. Adesso lancio valido per l'asticella sì, si alza, dovremmo andiamo a rivedere l'asta, a 3,90, parte che l'avevamo già visto, però scusa vediamolo perché va oltre il suo personale, aveva un personale di 3,70, con questo salto supera i 3,80 e quindi complimenti a lui, va avanti nella gara e aumenta la sua misura. regionale del Comitato Regionale Veneto. Sono entrate in pista, vi dicevo, Buongiorno Giulio, le piacere di averla con noi anche oggi. tripliste, quindi triplo donne con un ordine così di salto. Comincerà Anna Esattamente, ieri Costella, abbiamo poi premiato Alessandra tantissimi Prina, atleti, ma abbiamo assegnato 22 medaglie d'oro. La gara sta procedendo a pieno poi ritmo e Veronica speriamo che anche Vialetto, oggi Lucia questa Bordignon, splendida Nicole pista, soprattutto Cavazza, tre Irene persone Girardi, Chiara Galvani, Maria sono Giovanna riuscite nei Salvan, risultati sperati. Corinne Chalanzin, Caterina Groaz, Veronica Zanon, Lucia Denadai, Sara Sartori ed Elena Soligo. Questo l'ordine di salto per quanto riguarda le tripliste che vedremo tra poco qui davanti alla tribuna nella pedana appositamente. Greta Zin, Assindustria Sport Padova. Ricordo che attualmente si sta gareggiando su martello e su asta a livello allievi maschile e femminile. Nell'asta si procede a risistemare l'asticella che era caduta e toccherà a Gramigna Ringraziamo di nuovo lo sponsor per la al gara di primo salto in salto vitto per sui le donne, Silvia, 3,90. leader nella produzione delle chiavi e macchine duplicatrici. Quindi Gramigna sui 3,90 al primo tentativo. Eccolo, siamo sull'asta. Ecco la rincorsa di Gramigna che sale, sì, sale anche molto molto bene. È buono il salto per Gramigna che va a superare i 3,90 al primo tentativo. Complimenti. 46 e 17 per Greta Zin, quarta posizione per lei. E nel frattempo vedo il valicamento a 3,90 di Luca Cavari dell'asticella salto con l'asta. Ricordo che Luca ha un personale di 4,05. Ed ora vediamo quale sarà il prossimo atleta. Nel frattempo vedete che nel tappettone del salto con l'asta, sanificazione da parte degli addetti, grande organizzazione da parte di AT Atletica e attenzione a Adesso Cavari nell'asta, eccolo alla sua rincorsa, Cavari 3,90, sale. Ah, poi il rientro tocca l'asticella che purtroppo per lui cade e quindi salto nullo per Cavari. Allora un errore da parte mia, Cavari non ha passato i 3,90. E adesso tocca a Marin. Se stavate ascoltando il sottofondo c'era stato lo sbaglio appunto dello speaker, noi c'eravamo sulla gara quindi l'avevamo seguito giustamente. E adesso Marin, primo salto 3,90 anche per lui, va a tentare dopo che l'asticella è stata riposizionata sui ritti per la misurazione esatta, il controllo e adesso la possibilità appunto di vedere il salto di Marin, primo salto sui 3,90 da seguire. Mentre il martello continua, è buono questo lancio, vediamo l'uscita del giavellotto, no, non è valido, l'uscita del martello non è stata buona e quindi
ecco l'asta con Marin al suo primo tentativo sui 3,90. Non riesce a passare i 3,90, il primo salto, e quindi avrà ancora 2 tentativi per riprovarci. È bella comunque la gara che stiamo vedendo sull'asta categoria allievi. Martello femminile, ora saranno 6 le atlete che accedono ai secondi 3 lanci di finale. Quindi adesso si è conclusa, diciamo, questa prima parte del martello. Adesso le 6 migliori lanci per le 6 migliori atlete appunto che hanno gareggiato si combatteranno tra virgolette appunto negli ultimi lanci che valgono la medaglia. Asta ancora con Lorenzin. Nel frattempo le 6 atlete che nel martello Asta per Lorenzin è al secondo salto sui 3,90 ed è buono questa volta, va oltre la sua misura, è buono anche il salto, è valido il salto 3,90 superato. di Conte con 48,27. Poi al terzo posto con 47,34 c'è Laura Lazzarato. E tocca a Cavari adesso cercare di superare al secondo tentativo la misura di 3,90. Della Silvia Sport Padova 46,17. Al quinto posto Anna Bonato, sempre a Silvia Sport Padova con 45,37. Ancora nell'asta, pedana dell'asta, parte con Cavari secondo tentativo, caricamento, e questa volta ce l'aveva fatta, poi il rientro vede toccare l'asticella, farla cadere, quindi non valido il salto per Cavari, che quindi deve aspettare l'ultima sua possibilità, l'ultimo suo salto. C'è anche Marin adesso al secondo salto sui 3,90, cerca di superare la misura per continuare la gara. Si andrà a posizionare l'asticella. Allenamenti intanto e prove di salti per quanto riguarda le tripliste che stanno effettuando il riscaldamento e alcune prove di salto prima di entrare in gara. Sono parecchie le atlete iscritte alla gara, vediamo, andiamo a contarle velocemente. Dovrebbero essere 14 in gara per il triplo. Si è posizionata nuovamente l'asticella, quindi buongiorno, dovremmo avere un primo ospite. Giulio Pavei. Si accomodi intanto seguiamo l'asta con Marin al suo secondo tentativo per i 3,90. È buono il salto, quindi Marin va avanti nella gara intanto abbiamo un primo ospite che ci ha raggiunto e allora Sale ancora e si avvicina alla quota dei 4 metri, bravo Cristian. eccoci qua, la mascherina, siamo più o meno distanti, insomma siamo giusti, Sì, va quindi bene, va bene sì, così. Buongiorno a Giulio Pavei. Pavei, allora eccoci qua. Perfetto, intanto benissimo, ci porti dell'acqua quando puoi, grazie. Allora Giulio Pavei, intanto presentiamoci. Sì, Giulio Pavei è consigliere regionale in Veneto e è qui a rappresentarlo
con grande soddisfazione, soprattutto perché abbiamo visto che nonostante la situazione Covid ci troviamo ad avere una bellissima manifestazione di atletica con due belle giornate, una bellissima organizzazione, Ed un bel nonostante impianto, che Ed un bel impianto sì, anche. l'impianto è bello perché è un impianto ristrutturato, Sì. è un impianto storico con una bellissima pianta appresso alla pista che ci dà la Quercia possibilità storica, di no? vivere il verde. Sì. Sì. Beh, siamo immersi nel verde perché parlavo prima e dicevo prima in apertura di collegamento che per chi volesse seguire quest'oggi l'atletica ed è amante di questo bellissimo sport, lo può fare in mezzo al verde, immerso nella tranquillità, perché insomma le macchine non si sentono proprio, quindi bene. Diceva soddisfatti mi pare per l'organizzazione sia il comitato regionale, insomma mi pare per queste gare, no? Sì, non poteva esserci miglior inizio dal momento che siamo ai primi di luglio e ci troviamo di fronte a una manifestazione di livello nazionale ben organizzata, nuova nel suo genere, nuova la struttura della società che organizza, si ricorda uno storico volontario Personaggio. dell'atletica che è Ivo Merlo, che è mancato da poco, quindi diciamo che ci sono tutte le premesse per dire che l'atletica è viva. Che periodo è stato, consigliere, questo del post-Covid, pre-Covid, lockdown, insomma, che È un periodo è periodo stato? molto interlocutorio dove ci siamo chiesti più volte dove saremmo arrivati diciamo che a mio modesto parere stiamo riprendendo anche in anticipo se vogliamo vedere per come eravamo messi e quindi grazie anche alle istituzioni che ci danno la possibilità con la logica del rispetto delle regole di poterci cimentare. Come diceva giustamente lei, logica delle regole, come vede il futuro? Perché a breve, diciamo, perché a breve mi sa che dovremo tenere ancora mascherine e ancora un po' di protocolli sanitari. Come vede però il futuro e come si augura? Allora, io mi auguro che questo storico e forzato grande cambiamento che c'è nello sport, in un paese dove sappiamo tutti con quanti problemi si pratica lo Mm. sport, ci auguriamo che questo passaggio avvenga meno Mi scusi, indolore possibile. intanto Gramigna supera i 4 metri, complimenti, al primo salto, sì, mi scusi, mi dica. Sì, e speriamo tanto che le nuove generazioni abbiano l'accortezza di adeguarsi, insomma, ecco, perché purtroppo come prima credo sia difficile Mm. rientrare. Parlo così perché da persona che si occupa delle attività no stadia, maratone, corse, marcia, strada, trail, corsa in montagna, siamo fermi e quindi questa è la vera lunga attesa del capire quando si potrà avere una corsa individuale in ambiente naturale, insomma, ecco. È vero, è vero. A me quello che spaventa poi è questo ritorno alle gare, agli allenamenti, non tanto diciamo per i grandi come quelli che vediamo qui quest'oggi, ma per i bambini, per i piccoli, perché lì si dovrà cambiare se non tutto, molto o quasi tutto per rimanere nell'ordine. Sicuramente. I piccoli poi hanno anche un'altra leva, quella del decidere la disciplina che le è Che vogliono fare. più consona e più naturale verso questo impegno che c'è da andare a prendere una volta che si intraprende l'attività dell'agonismo, insomma, ecco. Come vede, è partita l'atletica, come dicevamo prima con il primo suo intervento, è partita l'atletica, c'è Rieti, Vittorio Veneto, insomma c'è questa lotta tra Rieti e Vittorio Veneto, ma ben vengano, insomma, perché in questo Insomma, periodo lotta un po' troppo, lotta no? è un po' troppo esagerato. Però insomma abbiamo risposto Eh, con qualche sì, bella gara ieri. le risposte che abbiamo sono comunque di vario tipo
perché ci sono campioni rodati e campioni meno rodati e io credo che per tutti comunque valga la logica dell'attività e quindi bisogna fare in modo che questi abbiano la possibilità di confrontarsi e di gareggiare, chiaramente. perché a luglio, la prima gara a luglio, è chiaro che se la prima gara è a aprile, a luglio si ha un risultato e con la prima gara a luglio vorrei capire se a settembre abbiamo risultati o meno. Intanto speriamo che a settembre si possa correre ancora e si possano avere risultati perché altrimenti veramente sarà dura, durissima. Ma noi siamo impegnati al rispetto, poi vedo che a livello di movimento nazionale il rispetto viene un po' meno a mancare. Comunque io credo che l'italiano verso il contesto internazionale si stia comportando bene, insomma, ecco. Lo speriamo naturalmente e speriamo che al più presto insomma, possa finire questa emergenza. Consigliere, per chiudere, quali sono i prossimi vostri appuntamenti? Ma i nostri prossimi appuntamenti sono il trofeo Brazzale a Vicenza che è nato l'anno scorso e che credo che la validità della struttura che organizza abbia numeri ben precisi per dimostrare che sta mettendo su una manifestazione di alto livello. Poi abbiamo due manifestazioni regionali che è a San Biagio di Callalta dove la pista è addirittura nuova Sì. e poi andiamo allo storico San Giuliano a Mestre dove c'è l'altra manifestazione regionale e noi crediamo che riusciamo ad arrivare a fine luglio offrendo un prodotto importante ai tesserati. Insomma, ecco. Glielo auguriamo. Sentivo parlava di San Biagio di Callalta con pista nuova, con impianto nuovo. Qui che cosa servirebbe? Un impianto di illuminazione intanto nuovo? Sì, qua questo impianto è stato inaugurato l'anno scorso, la pista è nuova. Come diceva lei all'inizio, recuperato, mi pare Sì, 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 giusto anche dire. perché si vede dai gradoni e dalla pianta che c'è lì in Esatto. fondo che non è, sì, che non è roba nuova. Direi che in zona Vittorio Veneto una pista a 8 corsie può servire anche le regioni o province limitrofe e quindi adesso bisogna continuare per dare soprattutto Continuità. un impianto, soprattutto una fase di illuminazione più importante, ma credo che qui i lavori non siano ancora finiti, quindi noi ce lo auguriamo insomma, che prossimamente in un piano come questo si può Si possa, organizzare anche sì. una manifestazione ancora più importante. Ancora più importante, sì, i lavori non sono finiti, ha avuto una storia particolarmente combattuta questo impianto, quindi auguriamoci almeno di poterlo sfruttare così, almeno quello ce l'abbiamo Sì, fatta. questa comunque resta un'amministrazione che ha Che ha lavorato, investito molto verso sì, il sì. sociale perché l'atletica è attività sociale e quindi investire verso il sociale non è mai sbagliato. Ci mancherebbe, ha fatto bene a sottolinearlo. Io ringrazio il consigliere regionale del Veneto Giulio Pavei per essere stato qui con me. Tra poco andrà a premiare, immagino, perché Sì, bisognerà, sì, sì. bisognerà fare anche questo. Ringrazio voi della collaborazione. Grazie a lei e buon lavoro naturalmente, Sì, consigliere. Grazie. altrettanto. Bene, ringraziamo il consigliere Pavei del Consiglio regionale Veneto appunto e continuiamo, abbiamo avuto l'occasione di seguire alcuni salti appunto per quanto riguarda l'asta e allora siamo riusciti a parlare, a scambiare quattro chiacchiere appunto con Giulio Pavei, mentre le gare sono andate avanti e sono proseguite soprattutto nell'asta dove la misura adesso è sui 4 metri. E sono misure che dicevamo prima, insomma, sono abbastanza interessanti. Marin 4 metri, non lo supera mi pare, non supera la misura.
mentre avevamo abbandonato un pochino prima le misure e il lancio del martello, e vedremo poi di ritornare a dare un'occhiata anche ai lanci che si stanno succedendo, mentre mi pare che si possa tra poco cominciare anche nel lungo, 14 atlete che sono iscritte, e quindi in partenza la gara dei 200 ostacoli, passiamo la musica per lo start, 200 ostacoli prima gara di corsa. dovrebbero esserci per la gara dei 200 ostacoli. Vediamo, si è abbassata la musica per favorire naturalmente la possibilità di andare a seguire questa gara. 200 ostacoli, donne: Sara Bobbo, Michela Caon, Fabiola Avoledo, Irene Calegaro ed Emma Elena Marcer, queste le atlete che sono partite appunto in questo ordine. 200 metri ostacoli, gara autonoma, ma comunque presente nel calendario FIDA. Un applauso, forza, scaldiamo le mani, voi che siete in tribuna, che non vedete l'ora. Eccole qui arrivare sul traguardo, mi pare 9:58 e 56, 9:58 e 54 per quanto riguarda questa gara. 9:59 e 13, no, qui si sta lasciando andare il cronometro, quindi per la gara che si è conclusa da poco. Il salto con l'asta, ottimo il salto di Gramigna, ottimo il salto di Gramigna che supera i 4,10 al primo tentativo. Gramigna al primo tentativo va oltre, supera i 4,10, complimenti. Gara che è entrata nel vivo. Per Gramigna adesso c'è Cavicchia, Gramigna 4,20, quindi come vi ricordo che è entrato in gara anche Cavicchia, Edoardo Cavicchia del Rigoletto, che ha una credito di 4,50. Cosimo Gramigna ha chiesto poi di saltare i 4,20 dopo aver superato i 4,10. Martello ancora in gara. C'è Martinis che lancia il suo attrezzo però contro la gabbia, e quindi lancio nullo per Martinis, nulla da fare. C'è ancora Gramigna, 4,20. Ha chiesto questa misura all'atleta. Primo tentativo, Gramigna 4,20. Ci dice il display sul fondo. Stavolta il lancio
dalla gabbia del martello è buono per Bonato, la cui misura, vediamo se riusciamo a leggerla da qui. Mentre è pronto sull'alto, sull'asta Gramigna, 4,20 per lui. Primo tentativo, Gramigna che tocca l'asticella e quindi non passa al primo tentativo, il primo salto di Gramigna. Allora Mirko, sono passata alle 9, 9 e un quarto, no, 9, 9 e un quarto. Li ho alzati, le medicine erano pronta, però la mia detto che chi non te va a casa a mangiare a pranzo. Quindi non lo so, mica portare il ragù, mica portare il polpettone. E se non ti passa, se non ti arriva per pranzo, dimmi che vai. 4,20 per Gramigna al secondo tentativo per chiudere la sua gara, mentre dalla gabbia del martello Lazzarato, in attesa di misurazione, il suo lancio. Lazzarato va sui 49,36 se non erro, mentre all'asta c'è il dovuto riposo per Gramigna, che ha chiesto di far salire l'asticella a 4,20 ed è il suo secondo tentativo. Sistemazioni, ultime sistemazioni per quanto riguarda la pedana anche del triplo. Gara dei 200 ostacoli donne, serie unica anche per i 200 ostacoli uomini. Ci saranno anche i 200 ostacoli uomini, sono 4 atleti, eccoli qui che la regia va a catturarli immediatamente, mentre dalla pedana dell'asta Gramigna è arrivato ed è pronto per tentare i 4,20 al secondo tentativo. Gramigna nell'asta, secondo tentativo per 4,20. Abbiamo una doppia soddisfazione, oltre che Eccolo, la rincorsa di Gramigna, secondo tentativo all'asta per lui, lo seguiamo anche se le immagini arrivano dal lancio del martello, fallisce Gramigna anche il secondo tentativo sui 4,20, eccolo qui, perfetta la regia che ci rimanda il replay del salto, era quasi passato, poi il richiamo del corpo tocca l'asticella, fa cadere l'asticella e quindi nullo il salto di Gramigna per quanto riguarda il salto con l'asta. con la soddisfazione del suo record. C'è Martinis si sta pulendo e sanificando anche la pedana del martello prima di continuare, mentre ci sarà il terzo tentativo di Gramigna sui 4,20, vediamo se si prende il naturale riposo prima di tentare il suo ultimo salto, il suo terzo ed ultimo salto appunto per far spostare nuovamente l'asticella e alzarla nuovamente. Ricordo che siete in collegamento con l'impianto comunale Consolini, qui
qui a Vittorio Veneto nel Trevigiano, dove c'è una bellissima giornata, gran caldo anche oggi, dopo la prima di ieri che ha fatto registrare una buona prestazione di Larissa Iapichino e di De Salu per quanto riguarda i 100 metri. Una Iapichino che è andata vicina al suo personale, si è fermata ieri sui 6,57. Ai blocchi intanto ci si sta preparando per i 200 ostacoli uomini, che vedranno Mirko Riccardi in corsia 3, Lorenzo Ferri in corsia 4, Matteo Miani in corsia 5, in corsia 6 Matteo Beria. Questi 4 dei 200 ostacoli che si daranno battaglia tra poco, mentre dovrebbe essere pronto Gramigna per tentare il terzo salto sui 4,20. Finita la gara del lancio del martello e subito le premiazioni. Anche finita la gara del martello, intanto poi vi daremo anche Quindi prego Emily Conte, la vittoria, vi daremo la vittoria. Lazzarato di portarsi in zona premiazione. Tanto eccolo qui, andiamo sulla concentrazione di Gramigna, che va al terzo salto, va al terzo tentativo sui 4,20. La gara è quella degli allievi nell'asta. 4,20 è comunque già una buona misura. Partita. Rincorsa di Gramigna, il salto e non riesce a scavalcare, salto nullo, applausi per Gramigna che si abbandona sul materassone. Allora terzo salto errato sui 4,20 di Gramigna. Le prossime gare in programma, intanto abbiamo gli atleti pronti ai blocchi di partenza per i 200 ostacoli. 200 ostacoli dovremmo averli pronti, come ci dicono appunto dall'organizzazione per la gara 200 ostacoli uomini. Riccardi, Ferri, Miani, Beria. Pedana dalle ragazze, i martellisti, i ragazzi del lancio del martello che fra qualche istante cominceranno a scaldarsi e che avrò modo di presentare. Martello uomini appunto, che vedono il super favorito Marco Lingua, poi Jacopo Bellin, Davide Vattolo, Andrea Barozzi, Luca Marchiori, Alessandro Feruglio e Marco Grassi. Cavicchia va al primo tentativo sui 4,30, è entrato in gara anche lui e quindi va sui 4,30. Cavicchia è una misura alla sua portata, avendo appunto un personale di 4,50. Cavicchia al primo tentativo, si stanno completando le misurazioni dell'asticella. Dovrebbe essere tutto pronto adesso per il salto di Cavicchia, mentre tra poco il via anche alla gara del triplo in pedana del lungo. Salto triplo con la gara che prende il via. Ecco Cavicchia intanto nell'asta. Cavicchia, eccolo. Primo salto per lui sui 4,30, sale, no, e non rimane
feriti l'asticella e quindi nulla da fare per il primo tentativo di Cavicchia, che abbatte la misura di 4,30 e quindi nulla da fare al primo tentativo, ne avrà altri due a disposizione Cavicchia. Mentre dovremmo esserci anche per i 200 uomini, 200 ostacoli uomini con la partenza, mentre intanto parte la gara del lungo, salto valido. Vedremo una bella gara sui 200 ostacoli da parte dei protagonisti, che ricordo essere Mirko Riccardi, Lorenzo Ferri, Matteo Miani e Matteo Beria. Dovremmo esserci per la partenza dei 200 ostacoli con il pettorale numero 6 Mirko Riccardi, con il pettorale 1 Lorenzo Ferri, con il numero 4 Matteo Miani e poi Matteo Beria con il pettorale numero 2. Mi pare tutto pronto anche per il secondo tentativo e secondo salto di Cavicchia sui 4,30, è entrato in gara appunto su questa misura Cavicchia ed eccolo che si avvicina alla pedana per tentare di volare oltre i 4,30, ha un personale di 4,50. Pronti anche gli ostacolisti, mentre Cavicchia va, carica e rincorsa per Cavicchia, passi lunghi, adesso carica, sale, 4,30, superati di poco, poi la sticella toccata lievemente, cade e purtroppo per lui fallisce il secondo tentativo sui 4,30, dopo che, se c'è la possibilità di rivederlo, ci si può rendere conto che ce l'aveva quasi fatta, poi il rientro, proprio un tocco lievissimo, ha fatto cadere l'asticella dai rilli e quindi nulla da fare. Intanto il triplo è iniziato, si va con la misurazione nella tranquillità di questo impianto qui a Vittorio Veneto, senza grandi scossoni, senza grandi rumori, senza confusione alcuna. Adesso ci hanno montato un gazebo davanti al... Ecco intanto che parte i 200 ostacoli, la partenza è valida e allora partono per scaraventarsi poi addirittura d'arrivo i 4 ostacolisti che stiamo per vedere davanti a tutti. Il numero 2 Beria, Matteo Beria, che ha preso un netto vantaggio, Matteo Beria che va a vincere in 23,85. Matteo Beria 23,85 per lui, che va a chiudere appunto questa gara dei 200 ostacoli uomini in 23,85. Matteo Beria dell'Atletica Vicentina, mentre gli altri atleti erano Mirko Riccardi della Trilacum, Lorenzo Ferri della Pistoia Atletica 1983, Matteo Miani della Sindustria Sport Padova. Quindi termina anche la seconda gara che abbiamo visto dei 200 ostacoli uomini con la vittoria di Matteo Beria in 23,85 qui all'impianto Consolini di Vittorio Veneto. Dicevo che ci hanno montato giusto un gazebo davanti al monitor, o meglio al display dell'asta, e quindi adesso sì, ci sono delle difficoltà a vedere gli atleti e le misurazioni. Comunque mi pare che ci sia il terzo tentativo di Cavicchia sui 4,30, da qui non si discute, di questo non si discute, quindi tra poco vedremo il terzo tentativo di Cavicchia sui 4,30 nel salto con l'asta, mentre vi dicevo poco fa è iniziata anche il triplo donne che vede 14 atlete in gara. Un filo di ferro piuttosto spesso, sono in riscaldamento
essere assolutamente attenti a vedere questi martelli che partono dalla pedana. Abbiamo un protagonista straordinario, sono tutti straordinari. Un martello uomini che vede appunto Marco Lingua, che è favorito, insomma ha un credito di 74,17. Intanto terzo salto nella pedana dell'asta, terzo salto per Cavicchia, è entrato in gara appunto a 4,30, cerca di andarci sopra, di passare, ha un personale di 4,50, ecco Cavicchia che va, la sua rincorsa, poi il caricamento, il salto ancora per poco, nullo il salto di Cavicchia, il terzo tentativo per Cavicchia che quindi non ce la fa a superare i 4,30 e quindi 4,30 fallito al terzo tentativo per Marco Cavicchia sui 4,30, vi dicevo. Martello, ritorniamoci sul martello, adesso maschile, con Marco Lingua, vi dicevo, della Marco Lingua Forever, con un accredito personale di 74,17, è il netto favorito di questa gara. Poi Jacopo Bellin della Treviso Atletica, Davide Vattolo dell'Atletica Malignani Libertas Udine, Andrea Barozzi della Trieste Atletica, Luca Marchiori dell'Assindustria Sport Padova, Alessandro Feruglio dell'Atletica Malignani Libertas Udine e Marco Grassi dell'Aristide Coin Venezia 1949. Ci sono delle premiazioni adesso, mentre torniamo ad alzarci dalla nostra postazione, non era il... va sul 4,20 Cavicchia. Cavicchia torna sui 4,20 al primo tentativo. Irene Callegaro è la... Il microfono è sempre uguale, lo dico per la regia, non ho fatto nulla, non ho spostato nulla. E ringraziamo anche oggi Giulio Pavei per la sua partecipazione. Grazie. Alla presentazione, alla premiazione c'era Giulio Pavei che abbiamo ascoltato prima, consigliere regionale del Veneto. Siamo pronti anche per la premiazione del martello donne. Un'altra premiazione, quella del martello donne allieve in questo caso, mentre triplo del lungo è entrato in gara, in competizione. Con le atlete che dopo il salto vanno a colloquio con i propri allenatori che si trovano nella vicinanza appunto della pedana. Mi pare che Cavicchia non abbia passato i 4,20 al primo tentativo, adesso comincia anche un po' di stanchezza, insomma ha dovuto fare questi 3 tentativi sui 4,30, non riusciti. 4,20 adesso per quanto riguarda il salto per
a giudicarsi la gara, immagino. Ancora. Ancora, questo è Gramigna, La conquista con una distanza di 53-59, gareggiando per Atletica Gramigna Leggera del Brentford, a Emily 4,20 il primo tentativo. Ricordiamo che questa gara è stata sponsorizzata da Ascopiave, sponsor stabile di ATL Etica, e una grande realtà nel nord-est per la distribuzione e la vendita del gas e dell'elettricità. Ci sono i lanci di allenamento, per così dire, appunto nel Filippo, sai dirmi come prosegue o come sta iniziando la gara del martello maschile? Sono ancora in riscaldamento, nel frattempo però il triplo ha saltato Lucia De Nadai del team Treviso, ha un accredito di 11,43 e sta proseguendo quindi la tornata dei primi salti. Segue adesso Sara Sartori, gara in atto, vedo che è ancora in atto il salto con l'asta allievi. ci portano l'ordine di partenza dei 200 uomini. Alle 10:30 del lancio del martello, ma alle 10:30 abbiamo anche prevista la gara dei 200 metri piani. Eccola qui, che viene annunciata proprio adesso, 200 metri uomini, Allieve, che saranno con un ordine di partenza. cui la prima è già pronta a partire, vedo che stanno posizionando i blocchi e sono le seguenti atlete. In corsia 2 avremo Ludovica Grigolin del gruppo sportivo Fiamme Oro, in corsia 3 Eleonora Bazzo della Sinta Colegliano, in corsia 4 Anna Montecchio delle Fiamme Oro Padova, in corsia 5 Zoe Rioda del Venezia Runners, in corsia 6 Anna Viviani, Valpolicella del Portofino, in corsia 7 Francesca Bergamini del Team Treviso, in corsia 8 Beatrice Popo. 200 metri allieve che dovrebbero essere già pronte, almeno per quanto riguarda la prima serie, mentre Gramigna, se non erro, ci alziamo, sì, dalla nostra postazione, sì, va al salto sui 4, Grazie Filippo, siamo pronti errore, anche per la premiazione, la prima maschile. 4,15 Ostacoli uomini. per salire, Abbiamo solo due presenti, sbaglia il primo tentativo, quindi mentre nel lungo adesso, i due Matteo lungo devono entrambi in triplo, che casualità. Bene. non va. Sul secondo gradino del podio sale Matteo Miani con il tempo di 25,15, gareggiando per Altre la premiazioni Silver nel Cross frattempo per quanto riguarda le gare che si sono svolte per il momento. E passiamo al primo gradino del podio, dove sale Matteo Beria per Atletica Vicentina con il tempo di Matteo Beria 23,84. era l'atleta che abbiamo seguito in precedenza nei 200 ostacoli, quindi vincitore Matteo Beria. Io avevo un 23,85, la speaker ha parlato di un 23,84. Comunque Matteo Beria vince la sua gara, quindi complimenti a lui. Dopo una lenta lavorazione di almeno 22 ore. Vi invito ad Mentre ascoltare. pedana del salto con l'asta ancora Gramigna sui 4,15 ed è il primo tentativo. Gramigna. Concentrazione per Gramigna, per questo giovane. Intanto c'è un altro martello che si è incastrato nella gabbia e quindi i volontari devono salire per districare il tutto. Parte Gramigna, caricamento, è buono e passa i 4,15, ci siamo, passa anche abbondantemente come fa segno. Triplisti in atto, triplisti in gara, Alle 10:30 con orario svizzero è buono. saranno pronte le
metri di allieve e dei 200 metri di cui ricordo Allieve 200 metri intorno alle 10:30, tra 5 minuti circa, qui alla pista, l'impianto Consolini. Scenderà la prima serie con in corsia 2 Ludovica Grigolin, poi in corsia 3 Eleonora Bazzo, in corsia 4 Anna Montecchio, in corsia 5 Zoe Rioda, in corsia 6 Anna Viviani, in corsia 7 Francesca Bergamin, in corsia 8 Beatrice Bobbo. Questo per quanto riguarda le partecipanti, e vediamo il tempo migliore. Chi lo fa fermare in questa gara ed è Anna Montecchio, che vanta un 28,27, mentre un 28,49 c'è la Zoe Rioda della Venezia Runners Atletica Murano, un 28,75 c'ha Anna Viviani della Valpolicella Lupatotina, mentre un 28,60 la vanta l'atleta di casa Eleonora Bazzo dell'Atletica Silca Conegliano. 30,73 invece per Ludovica Grigolin della Fiamme Oro Padova. Questo per quanto riguarda ai blocchi di partenza dei 200 metri allieve. sgancio del martello dalla rete di sgancio. E si sta lavorando ancora qui sulla rete del martello, perché si è incastrato questo attrezzo e non ne vuol sapere questa volta di sganciarsi e di venire via, e quindi tutto è pronto intanto nei 200 metri piani, 200 metri allieve. Allora vedremo come si snoderà questa gara, una delle classiche gare insomma per l'atletica leggera. 200 metri allieve, ripeto, Grigolin, Bazzo, Montecchio, Rioda, Viviani, Bergamin, Bobbo. Partita la gara, e allora andiamo a vedere, andiamo a seguire la gara che vede appunto le atlete in gara. È buona l'uscita dalla curva, mantiene un certo vantaggio la Grigolin, che va nettamente a vincere in 26,50 per la Grigolin, quindi 26,50 per la Grigolin, che va a migliorare nettamente il suo personale. Insomma, Ludovica Grigolin con il pettorale numero 20 vince delle Fiamme Oro Padova, vince la prima serie dei 200 metri allieve con il tempo di 26,50. Tutto è pronto nell'asta, vedremo se poi ci sarà continuità. E c'è, lo ripeto, difficoltà nella gabbia del martello a districare questo attrezzo dalla gabbia, appunto. Finita la gara del salto con l'asta allievi, ecco che Guardate queste immagini molto belle dall'alto del nostro drone, che si è andato a posizionare, diciamo così, a centrocampo, anche se non esiste proprio un centrocampo segnato in questo impianto, no? Però è lì a guardare da una parte e dall'altra con la sua telecamerina e con la nostra regia che va sapientemente a pilotare il drone sopra l'impianto di Piazzale Consolini qui a Vittorio Veneto. Deve essere terminata nel frattempo, se non erro, la gara dell'asta, perché non vedo più nessun riscontro metrico e nessun atleta che piano piano appunto se ne sta andando dall'impianto dopo aver gareggiato, mentre davanti a me sui gradoni della tribuna allenatore e atleta, andiamo anche a vedere il pettorale a disposizione numero 14, era Lucia Bordignon, atleta che sta gareggiando nel triplo, che era a colloquio con il suo tecnico, con il suo allenatore.
per migliorare naturalmente la possibilità di una buona gara. Ultimi suggerimenti per i salti, chiaramente ecco, il triplista è una delle discipline, diciamo, più difficili, allora stilisticamente difficili. Io non è che sia un grande esperto, però avendoci provato magari da giovane durante qualche lezione o durante qualche lezione di ginnastica a scuola, quando ti facevano provare il salto in lungo e poi ti cimentavi con il salto triplo perché pensavi fosse più facile, beh, invece diventa difficilissimo, soprattutto la coordinazione tra una battuta e l'altra e soprattutto anche di rincorse, insomma non è semplice per niente. Anche un altro colloquio stiamo vedendo sempre con il tecnico che sta parlando all'atleta che ha appena concluso il suo salto, mentre parte in un'altra triplista per quanto riguarda 1, 2 e 3 e poi il balzo finale. Parzialmente contento il tecnico di Galvani, che è l'atleta della Metallurgica San Marco, che vediamo. Galvani misura di 11,58 nel suo salto. Adesso qualche suggerimento da parte del suo tecnico. 200 metri pronti alla partenza, 200 metri allieve, seconda serie anzi, scusatemi, con Pizzolato, Grigolin, Masoc, Fermon, Bedogni, Manfrè e Schievano. 200 metri ai blocchi di partenza, mentre come avevo visto giustamente pedana del salto con l'asta chiusa per quanto riguarda i salti per il momento. Ai blocchi di partenza, in questa bella immagine dall'alto dal nostro drone per le atlete che sono alla seconda serie per i 200 metri allieve, gara classica, 200 metri insomma, no? Ecco la partenza valida ai 200 metri. Vediamo come si presentano qui in addirittura finale sull'arrivo davanti alla tribuna centrale qui dell'impianto Consolini di Vittorio Veneto, e allora c'è la numero 13 Pizzolato che va davanti a tutti a vincere in 27,30. Manfrè però ci dicono, però ci sono dei numeri, dei pettorali sbagliati, perché Denadai salto valido al triplo, Denadai 11,35, 27,30 intanto il tempo in questa seconda batteria, in questa seconda serie. questo salto in sesta posizione. E per quanto riguarda i 200 allievi, la terza e ultima serie vede in pista dalla corsia 1 alla 8 in 1 Arianna Zin dell'Atletica Riviera del Brennero. Allora, non stavo controllando, perché io ho visto transitare davanti a tutti un pettorale numero 13, non il 14, però magari ci siamo sbagliati noi e quindi va bene così. 27,30 per la vittoria di Vittoria Manfrè, a meno che non ci sia stato un cambiamento di pettorale. 27,30 il risultato, il responso cronometrico, che è leggermente peggiore del 26,50 della prima serie. Terza serie
con i 200 metri allieve che vedranno in corsia 1 Arianna Zuin, in corsia 2 Petra Surace, in corsia 3 Sofia Trettel, in corsia 4 Tamni Tran, in corsia 5 Anna Franchini, in corsia 6 Arianna Bacelle, in corsia 7 Azzurra Ballin e in corsia 8 Martina Larcher, rispettivamente. Atletica Riviera del Brenta Zuin, Atletica Empoli Nissan Surace, Atletica Quercia Trentin Grana Trettel, ASDM Treviso Tran Tami, poi Franchini Toscana Atletica Empoli, poi Bacelle Assindustria Sport Padova, Ballin Atletica Riviera del Brenta e Larcher Trilacum. Sono già pronte anche la terza serie di questi 200 metri allieve, in ordine di partenza che vi abbiamo detto, dalla corsia 1 Arianna Zuin, corsia 2 Surace, corsia 3 Trettel, corsia 4 Tran, corsia 5 Franchini, corsia 6 Bacelle, in 7 Ballin e in corsia 8 chiude Larcher, Martina Larcher della Trilacum. C'è un 26,67 della Trettel, un 26,43 della Tran. Queste sono le due migliori prestazioni vantate appunto da queste atlete che gareggiano in questa terza serie per quanto riguarda la gara che tra poco andremo a seguire, a vedere. 200 metri, terza serie. Tutto dovrebbe essere pronto ai blocchi di partenza, vedete la posizione delle atlete. Ecco, la partenza è buona, è valida e allora andiamo ad alzarci ancora dalla nostra postazione per seguire questa gara, 200 metri con tra poco le atlete che si ritroveranno sulla addirittura finale, addirittura d'arrivo del tracciato, ancora davanti a tutti 4 e 6 con una rimonta del pettorale numero 6 e 4, quindi 4 e 6 abbiamo Bacelle e Ballin con 26 e 58, c'è il photo finish 26 e 58 per quanto riguarda la terza batteria, la terza serie, che è la seconda a livello di tempo, dopo che la prima aveva fatto con la vincente il 26,50, la seconda 27,30, la terza 26,58. Questo per quanto riguarda il femminile. E vedete che si stanno preparando anche le astiste. Dopo l'imprevisto del martello incastrato nella rete, adesso continua il loro riscaldamento, sempre attenzione al passaggio in campo. Ci sono le allieve dell'asta che si stanno preparando e sono Barattin, Centenaro, Fantin, Soave, Breda e Agostinis. Barattin del Fiamme Oro Padova, Centenaro dell'Audace Noale, Fantin come Soave dell'Atletica Vicentina, Martina Breda delle Fiamme Oro Padova e Agostinis Sara dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. Queste le partecipanti per quanto riguarda le allieve. In corsia 5 Giulia Riccardi del Trilacum, in corsia 6 E siamo anche pronti per vedere tra poco i 200 metri donne, due serie ci sono. La prima vedrà in corsia 2 Cecchin dell'Atletica Libertas Samp, in corsia 3 Santorini dell'Atletica Vicentina, in corsia 4 Orlando dell'Atletica Malignani Libertas Udine, in corsia 5 Riccardi della Trilacum, in corsia 6 Nessenzia della Piave 2000, in corsia 7 la Isabella Bobda dell'ASD Team Treviso e poi in corsia 8 Chiara Pestugia dell'Aristide Coin Venezia 1949. Miglior prestazione, così scorriamola. Vediamo un 26,05 di Giulia Orlando dell'Atletica Malignani Libertas Udine, un accredito di 26,09 per Riccardi Giulia della Trilacum. Queste le due più accreditate, almeno a seconda dei tempi che ci sono stati forniti e dati.
Vedete 200 metri donne, prima serie, mentre si stanno riscaldando, le vedete sul fondo, anche almeno per quanto mi riguarda, le stiamo guardando sul fondo pista le atlete dell'asta che si stanno riscaldando, mentre continuano i salti nel triplo per le atlete che sono in gara e che si stanno dando battaglia sulla pedana. E siamo pronti per la premiazione della gara di asta per gli allievi. Intanto un'altra premiazione dell'asta allievi. Cavicenia e Cosimo Gramigna. Ancora qualche salto di riscaldamento per l'asta allieve. Mentre nel martello, dopo che si era incastrato un attrezzo, si va naturalmente a riprendere la gara con il super favorito Marco Lingua. Ho detto allieve nell'asta, invece ho sbagliato, non sono allieve, è la gara normale, diciamo così, che vedrà al via in serie unica Milena Barattin, Chiara Centenaro, Camilla Fantin, Carlotta Soave, Martina Breda e Sara Agostinis, rispettivamente Fiamme Europadova, Audace Noale, Atletica Vicentina, Fiamme Europadova e Bruniera Pordenone, Friuli Intagli. Ai blocchi di partenza, tra poco il via, ecco che lo starter dà il via, partenza valida, e allora prima serie 200 metri donne, ecco tra l'altro il primo lancio di Marco Lingua, tra l'altro nel giavellotto, 74, poi vi dirò il portale, allora uno sprint con il pettorale numero 10 Giulia Riccardi, che dovrebbe averla spuntata in 26,11 per quanto pare Giulia Riccardi con il pettorale numero 10, mentre abbiamo il primo lancio del martello di Marco Lingua che fa uscire il suo attrezzo, attenzione, aveva raccomandato, e siamo già ad un buon lancio, il primo lancio di Marco Lingua nel giavellotto, nel martello. Andiamo a vedere la misura di Marco Lingua. Al suo primo lancio va a prendersi la misura di, tra poco lo sapremo, mentre qui davanti a noi il triplo continua con la sua gara. 69,19 il primo lancio di Marco Lingua, 69,19, vi ricordo che c'è un accredito di 74,17. Marco Lingua è un altro degli attesi, un altro dei grossi personaggi. Dopo la riseglia Pechino dell'Aso ieri arriva Marco Lingua, appunto, che è un atleta di fama. Sto martello che non esce molto bene dalla gabbia, il lancio è valido comunque per Jacopo Bellin della Treviso Atletica, che vanta un 35,40 di personale. Tra poco la seconda serie per quanto riguarda 200 metri donne, con corsia 2 Aurora Zanchetta della Bruniera Friuli Intagli, corsia 3 Eleonora Iori della Fratellanza 1874, corsia 4 Sveva Gerevini della Cremona Sportiva, corsia 5 Federica Giannotti della Fratellanza,
corsia 6 Ilenia Carraro dell'Asse Industria Sport Padova, corsia 7 Federica Pelegatti della Pistoia Atletica 1983, corsia 8 Chiara Slaviero della Atletica Dolomiti Belluno. Vediamo il miglior accredito che possiamo scorrere, vediamo un 23,87 di Sveva Gerevini, un 23,99 di Federica Giannotti. Questi i due accrediti migliori, poi naturalmente bisogna vedere in che condizioni sono arrivate e arrivano le ragazze in questa gara dei 200 metri dopo il lungo stop, il lungo lockdown subito. In corsia 7 Federica Pelagatti della Pistoia Atletica, in corsia 8 Chiara Slaviero, Atletica Dolomiti Belluno. Vattolo nel frattempo 49,07. 49,07 un altro lancio per quanto riguarda Vattolo nel martello. Chiamo al podio anche gli atleti Bacelli e Ballin per le premiazioni, grazie. 200 metri donne, tra poco pronte ai blocchi di partenza per la seconda serie, dopo che la prima ha visto il tempo di 26,11, vedremo se sarà più veloce. Intanto è partita la gara, partenza valida, quindi scopriamo naturalmente le atlete che sono in gara, sono soltanto 5, qualcuna in meno di quelle che era state annunciato. Davanti a tutti con il pettorale 1 Sveva Gerevini che va a chiudere in 24,65, Sveva Gerevini 24,65, molto buono il tempo, che è più veloce appunto della prima serie, scusatemi, che aveva fatto fermare il cronometro sul 26,11. 24,65 per Gerevini Sveva. Eccoci nuovamente qui per vedere e seguire insieme naturalmente queste immagini. 200 metri donne che si sono concluse con le due serie, tempo di 26,11 la prima, 24,65 molto bene la seconda. Ancora dalla gabbia del lancio del martello, attrezzo che esce, vola sui 60 metri più o meno, insomma, misura permettendo e visuale permettendo per quanto mi riguarda. Gara del martello che ha già visto Marco Lingua mettere il proprio attrezzo davanti a tutti con un buon primo lancio. Feruglio va a lanciare, l'Atletica Malignani Libertà Sudine va a lanciare il suo attrezzo, una buona misura. Francesco Barbari dell'Atletica Santa Lucia, in corsia 3 Francesco Tonolo della Libertas Milano, in corsia 4 Marco Guarison del Fiamme Oro Padova, in corsia 5 Vittorio Paul dell'Atletica Santa Lucia, in corsia 6 Matteo Sbotto del Fiamme Oro Padova, in corsia 7 Marco Tessarolo dell'Atletica Santa Lucia, in corsia 8 David Cause del Rissi del Cogni di Verona. Tra poco dovremmo avere anche la possibilità di avere il nostro ospite
il professor Dino Ponchio. Secondo lancio di Marco Lingua. Allora, Marco Lingua intanto dalla gabbia del martello al secondo lancio che esce prepotentemente bene, va verso Facciamo un applauso a queste verso i 70 metri ancora, vediamo Lingua nel secondo suo lancio dove fa arrivare l'attrezzo. Allora Marco Lingua, secondo lancio, farci dire cosa ne pensa. Ma vediamo la partenza dei 200 piani allievi. Marco Lingua 69 e poi c'è scappata perché hanno levato immediatamente la misura, però quasi sui 70 metri il secondo lancio di Marco Lingua. Mentre gli allievi, per quanto riguarda i 200 metri uomini, sono pronti, però noi di questo non abbiamo il foglio di gara e quindi dobbiamo arrangiarci andando soltanto a ricordare e a vedere prima serie. Lancio valido per Jacopo Bellini di Treviso Atletica. 37-21, sesta posizione, migliore di 2 metri sul personale. Pettorale numero 13 e 10 che si combatte, ne va in scioltezza gli allievi. Numero 13, pettorale numero 13. Da David Gaude del gruppo Alisti del Coin. Non abbiamo, come vi dicevo prima, non abbiamo la possibilità di ricordare. Quindi un miglioramento straordinario per lui, complimenti David. La seconda serie dei 200 metri allievi vede in corsia 1 Gowan Tao della Toscana Atletica Futura, in corsia 2 Nicolò Ferrario del Team Treviso, in corsia 3 Giacomo Salvo del gruppo sportivo Fiamme Oro, in corsia 4 Filippo Perucchio di Vittoria Atletica, in corsia Si salta intanto nel triplo Treviso, in corsia 6 Simone Viviani del con Zanon corsia 7 Via Bianchi, che ha fatto 12,35 al terzo salto. Zanon. Vittoria Atletica. Questi sono gli atleti con i migliori accrediti. Il migliore è Riccardo Gans, insieme sono Filippo Perucco 22,83, Riccardo Gans 22,83. Ancora suggerimenti dei tecnici alle ragazze che stanno gareggiando qui nel triplo e che sono davanti alla nostra postazione come pedana. Sempre Galvani, Chiara Galvani alla Chiara Galvani, vi dicevo, in colloquio con il proprio allenatore, il proprio tecnico, sempre per il triplo. Non abbiamo il foglio gara nemmeno di questa seconda serie degli allievi, dei 200 metri allievi, quindi guarderemo soltanto e scopriremo insieme a voi chi vincerà, mentre gabbia del martello con il lancio di Marchiori, fa uscire il proprio attrezzo e va oltre i 50 metri da quello che possiamo vedere, anche se non siamo in linea perfetta con i cubi delle misurazioni sul campo. Salto con l'asta femminile intanto ancora alla fase di riscaldamento, con qualche salto prima di iniziare la gara che invece nel triplo è in pieno svolgimento e che sta dando anche buoni risultati, buoni intendimenti.
Bene, allora, ne approfitto, io intanto ne approfitto per... Sì, molto bene, molto bene. Stacca quel telefono, caro De Lazzari, visto che ti abbiamo qui vicino, colgo l'occasione, insomma, ti avevo chiamato ieri in piena bagarre e giustamente mi hai mandato a quel paese perché eri impegnatissimo, giustamente. Ciao intanto ad Andrea De Lazzari, ciao, Ciao, come ciao a stiamo intanto? tutti, bene, sopra ogni aspettativa. Beh, direi sì. Intanto una cosa importante, a Vittorio non ha piovuto per 2 giorni. E questa Questa è già è una la notizia. notizia, questa Di è la solito notizia. dicono che a Vittorio È vero, lo piove chiamano, un giorno evito sì, di un dire, giorno anche. esatto, sì, evito di dire come viene chiamata Vittorio, come veniva chiamata Vittorio, insomma, perché poi è cambiato un po' tutto. Ecco, Andrea, posso dimmi. dirti una cosa, questo atleta che sta andando in pedana era nel 1997 a Vigna di Valle, mio compagno di stanza, matto come un cavallo, ma di una forza micidiale. Se vi racconto Lo qualche abbiamo aneddoto. visto, ha fatto già 2 bei lanci che lo hanno posizionato subito davanti a tutti, insomma, no? Sì, io Dimmi, credo che adesso con questo lancio, prima ero in pedana con lui, gli ho detto fregatene, pensa a lanciare per divertirti, buttale dentro il lancio perché e cosa voleva fare? Voleva fare... è lì forse che sta pensando troppo alla misura e appunto, questo forse c'è, è rimasto su, mamma mia. questo c'è. Perché i primi 2 ha spezzato un po' il busto e lo tirava di braccio, mentre è entrato nel gazebo, ho detto adesso lo spingo, adesso vediamo se ha imparato a spingerlo bene. Va Vediamo. bene, vediamo, poi vediamo la misura che verrà comunicata. Intanto Andrea, dicevamo che bene, insomma, bene questa 2 giorni qui a Vittorio Veneto, no? Risultati anche buoni nella prima giornata. 71, 71 e 82. Ha spinto. 71-82 ci siamo. Ha spinto, ha Iniziamo. spinto. Gli ho detto che se non fa 74 va chi va a casa a piedi. Ma tu li minacci così. Sì, sì. Tu li Guarda, minacci. Ieri non hai minacciato però la Iapichina. no, l'ho perché minacciata la sera prima. Ah, l'avevi minacciata la sera prima, No, ecco. era in Eh, albergo insieme, avevamo fatto la serata tranquilla e credo che questa ragazza abbia qualcosa di particolare, non solo dal punto di vista fisico, prestativo. È una ragazza che sa stare in mezzo alle persone con molta umiltà, con i piedi per terra, sta facendo un grande lavoro anche la sua società sportiva di Firenze, che io conosco i suoi allenatori, Gianni fra l'altro, il papà è diventato un nostro vostro tecnico, dirigente, no? dirigente, e stiamo lavorando su dei progetti sul secondo nostro scopo societario, perché tutti un po' si concentrano sulla scoprire il talento, ce l'hanno un po' tutti, però il problema dell'atletica credo che sia una volta che l'hai scoperto cosa succede. Siamo nelle Bisogna tenerlo, condizioni di sostenerlo, esatto. ecco il nostro secondo obiettivo societario è quello di riuscire a sostenere i talenti e quindi Gianni sarà una figura importante per noi per alcuni processi di atletica a certi livelli e soprattutto per portare avanti anche un concetto, cioè l'atletica è talmente bella che insegna determinate cose importanti e quindi già nel nome atletica il concetto di etica è già intrinseco sullo stesso nome. In effetti noi abbiamo provato a metterci quella virgola tra l'ATL etica perché credo che spesso si vive in un mondo in cui tutti pensano solo a lamentarsi dei problemi che ci sono e quant'altro. Noi abbiamo preso questo meeting pensando che se dovevamo lamentarsi non l'avremmo mai fatto, abbiamo pensato di risolvere i problemi una alla volta collaborando Con altre con strutture, altre strutture, sì. con la federazione regionale, con quella nazionale. Vi posso assicurare che è stata dura perché tante volte dici ma chi te lo fa fare, però poi quando arrivi a 2 giorni così capisci che la vera motivazione è abbiamo rimesso in pista l'atletica, abbiamo fatto uno sforzo enorme, 35 giorni fa non c'era nulla di tutto questo, né dal punto di vista economico, organizzativo, staff, la ICS Veneta con il suo presidente Pongan, Mario e la nostra Covid manager hanno fatto un lavoro sui protocolli con l'ASL che ci hanno fatto addirittura i complimenti, non per dire che siamo bravi, ma perché ci siamo messi al lavoro, al lavoro. E allora quando uno
ci sono 3 file in Italia, quello che critica è lunghissima, quello che dà i consigli così così e quello che lavora siamo in Pochi. 4-5, siamo pochi. Ecco, credo che l'atletica abbia bisogno di persone che, indipendentemente dalla critica politica, dal momento storico, dalla paura che queste cose non si possono più fare perché l'economia è bloccata. Non è vero, io dico che tante aziende hanno accettato di fare sponsor in questo evento, non tanto per una questione prestativa, a Pechino, Desalu o quant'altro, ma perché c'era uno scopo sociale, far ripartire l'atletica. Poi adesso è arrivato il mio professore di atletica all'ISEF di Padova, devo per forza dargli una staffetta. Gli diamo il microfono, gli diamo il Certo, microfono. il professor Dino Ponchio, che saluto e che ringrazio per tutto quello che ci ha dato una mano nel fare questo percorso di questo meeting. Bene, allora Andrea ti lascio perché avrai un po' di cose da fare, no? Immagino. Sì, vado al campo che è la cosa più difficile. Va bene, allora intanto togliamo le cuffie ad Andrea, grazie, ci risentiamo magari questa sera per il gran finale. Professore, tocca a lei adesso qui, se vuole avere un po' di caldo, metta questo intorno alle orecchie così. Buongiorno intanto a Dino Ponchio, buongiorno come a lei, sta? buongiorno a tutti. Come sta intanto? Bene, perché qui è un paradiso, È la prima cosa che abbiamo detto proprio entrando in collegamento già da ieri, è un paradiso, questo un non paradiso. soltanto per l'atletica, perché uno che vuole stare tranquillo, fare delle buone prestazioni, qui non sente una macchina, non sente nulla, tranquillo, va e quindi si rilassa anche. Al di là del rilassamento, come giudica queste 2 gare organizzate qui dall'amico De Lazzari e dalla società ATL Etica? Beh, intanto complimenti alla società ATL Atletica che dice già molto nella sua ragione sociale, nel suo logo. Grazie agli amici che hanno organizzato e anche a chi ha sostenuto sia a livello di sponsor che di istituzioni, ente locale, comune. Ieri ho parlato con il signor Sindaco che si è reso disponibile anche per il futuro, quindi molto bene. E grazie e complimenti ad Andrea che è un fiume in piena, ogni tanto bisogna un po' imbragarlo, Fermarlo, però è un vulcano di idee, ma non solo, anche di azioni, pensa e fa, che è l'ideale per concretizzare i progetti e anche i sogni. Questo sembrava un sogno, è diventato una realtà, un grande meeting, il primo meeting nazionale vero, perché di apertura, di ripartenza dell'atletica italiana. Sì, io insegnavo, sono stato insegnante di Andrea di atletica all'ISEF, ma anni passati, io sono federazione, sono qui anche come consigliere del presidente federale Alfio Giomi e sono contento di essere qui, credo che questo sia come si può dire, un mattone importante per costruire qualcosa per il futuro anche in questo impianto che è meraviglioso. Cosa manca a questo impianto? Un impianto di illuminazione è la prima cosa che può magari Sì, ma non è balzare. obbligatorio fare le gare notturne. Questo ha tutto perché è stato corsie. rifatto, ristrutturato, rigenerato perché ha le 8 corsie, la tribuna è coperta, non è grandissima, gli spogliatoi, i servizi ci sono, una zona di riscaldamento degna di questo nome c'è, quindi e poi l'apparato, se in 35 giorni sono riusciti gli amici, adesso io non voglio citare troppi nomi, ma insomma cito Aldo Zanetti, uno per tutti, insomma, che hanno collaborato e tutta la società per mettere in piedi questa cosa che è una grande cosa, è un meeting vero con tutte le aree dedicate, con la mix zone, con l'assistenza completa a atleti, dirigenti, a società e sono molto contento. Poi ci sono anche, come diceva con una provocazione un mio caro amico nel passato, si sta così bene qui che purtroppo ci sono le gare, era una battuta e uno sfottò che è stato coniato quando io facevo il tecnico in un'isola paradisiaca dove eravamo andati con la nazionale e purtroppo e per fortuna ci sono le gare sono l'essenza, c'è grande voglia di atletica, io ieri sono arrivato, non ho trovato posto per parcheggiare e questa è stata la prima soddisfazione. C'è voglia, fame di atletica, l'abbiamo visto, anche i risultatini non sono male, la voglia di
riprendersi l'atletica è alta. È alta, sicuramente. Parlava di risultati, beh, non male, insomma, in primis la stella, diciamo così, come era stata annunciata, la stella del Questo che meeting. passa è il suo allenatore, Cenconi. Certo, la stella del meeting appunto Larissa Iapichino, di cui lei tra l'altro è stato anche allenatore della madre, di Fiona. Sono stato il mediatore chimico dell'arrivo in Italia racconto Mi piace questo aneddoto. mediatore chimico. Era un aneddoto perché io facevo l'allenatore dei salti, poi sono diventato commissario tecnico, direttore tecnico della nazionale e da direttore tecnico della nazionale, però tutti quelli i miei erano quelli dei salti e dissi a Iapichino, suo moroso, che fai con sta ragazza? Fai cose serie? Sì. Mi rispose, allora sposala che diventa italiana. Non è che l'ha sposata perché l'ho detto io, ma si sono sposati, è diventata italiana, l'ho seguita ai primi tempi e l'ho ambientata, la prima volta che l'ho seguita è stata alle Olimpiadi di Barcellona 92, 92, sì. 92, dove lei era ancora inglese, io ero in pedana, seguivo le nostre atlete fortissime che erano la Ucheddu Sarda e la Antonella Capriotti che allenavo personalmente e a un certo punto mi fa prof con il suo italiano molto inglese, mi segui tu? Accanto a me c'era il suo allenatore inglese, ma c'è questo, ma fregatene, aiutami tu. E da lì è nata questa. È nata, stava per uscire dalla finale perché insomma non inquadrava la ricorsa, le ho detto due cose normali, non banali ma normali, ha sistemato e ha fatto una bella gara. Bene, da lì è nato tutto. Insomma. Da lì è nato tutto. E la figlia che mi dice? Ha le stesse potenzialità o può? È diversa. Non possiamo pensare che sia Fiona La 2, stessa, sì. è Larissa 1, ne ho parlato col padre e anche con Cecconi, l'allenatore che faceva il triplo con il mio gruppo proprio in quegli anni 80-90. È una ieri sera l'ho definita così, è un bel soggetto, io ieri ho detto animaletto atletico, ha un piede molto buono, e noi diciamo piede per dire la capacità di stacco, di stiffness, posso anche tradurlo in modo metodologico scientifico, ma in ogni caso ha un bel piede, quindi ha una possibilità di esprimere forza reattiva interessante. Mi dicevano ieri che ha incrementato notevolmente la velocità, perché adesso non do i tempi insomma sui 30, 50, 60, 80 metri, ma sono molto significativi per una ragazza e deve imparare a gestire questo gap. Lei è ancora in evoluzione, Sì. non è una ragazza non ha nemmeno 18 anni, no? Più o sì, meno. ma poi ci sono ragazze a 18 anni che sono già ipermature, lei invece è ancora in evoluzione, questo è un bellissimo segno, sta crescendo da tutti i punti di vista e adesso non ha ancora l'equilibrio tra questa nuova velocità che ha acquisito e la rincorsa, anche se oramai è una vera rincorsa. Ieri l'ho guardata bene da, tra virgolette, esperto dei salti e del lungo in particolare, parte bene, ha una progressione buona, a volte spinge troppo e fa nullo, a volte spinge poco e fa una bella ritmica ma stacca indietro, bisogna trovare gli equilibri e anche dal punto di vista tecnico fa un salto ancora un po', come si può dire, giovanile, deve migliorare un po' non tanto lo stacco ma l'azione in volo, perché sta un po' arretrata con le anche, ma insomma tutte cose sono particolari che ci penseranno ci penserà Cecconi e Iapichino padre. La Iapichino non aveva tra l'altro la misura per andare alle Olimpiadi, quindi in un'intervista in un servizio della Gazzetta dello Sport ci sono stati i complimenti alla Iapichino, ma anche dire sei stata un pochino fortunata perché adesso hai un anno di tempo per cercare la misura, quindi tutto l'aiuta. Sì, dico un sì così, proprio un sì che, poco significativo, nel senso che il suo obiettivo non possono essere le Olimpiadi del 2021, sono quelle del 24. Potrebbe essere per andare a vedere cosa succede alle Olimpiadi, però ci sono tante occasioni per fare esperienza internazionale, ormai ci sono i mondiali di tutto, anche dei bambini dell'asilo purtroppo. Sì, è vero. Io mi sono battuto
fortissimamente contro le Olimpiadi dei giovanili, che sono under 17 e non va bene perché è troppo anticipato. L'Italia ha votato contro e sono stato io a votare contro di tutti i consessi. Adesso ci stanno ripensando, però insomma, e quindi take it easy, dicono a casa mia a Padova, e quindi andiamo tranquilli. Andiamo tranquilli, vediamo quello che succede. C'hai i mondiali junior, c'hai i mondiali under, c'ha tante cose, però va bene, se poi lo standard il minimo per le Olimpiadi, che faccia anche le Olimpiadi, ma senza sovraccarichi di e senza grandi tensioni problemi, e esatto. responsabilità. Poi c'è un altro nome qui che vede Desalu, che ieri ha fatto più che Desalu. bene, ha risposto a Rieti subito, insomma. Zalu è andato bene, è un ragazzo complesso che io conosco bene perché nasce in quel di Casalmaggiore, dove c'è una società molto interessante guidata dall'amico Carlo Stassano, in cui l'hanno fatto crescere bene, anche lì rispettando tempi e modi. Lui l'anno scorso ha avuto un break con il suo allenatore storico e ha fatto una scelta di autonomia, di gestione, che è andata bene, ha fatto un grande risultato, fatto sia sulla carica che sulla responsabilità che si era preso di fare più o meno da solo con l'aiuto di un giovane allenatore. Quest'anno è partito bene, è un ragazzo molto serio, con grandi qualità. L'anno scorso è andato molto bene. Cosa abbiamo fatto? I mondiali? Mi scuso se parlo troppo, ma sono abituato con Bragagna. Bragagna non mi dà mai spazio, allora lo prendo qui. Fa bene, io non sono Bragagna perché non posso permettermi di sapere tutto di vero, atletica. no, e quindi... ma con Bragagna abbiamo appena fatto colazione insieme in un posto incantevole che non so se si può dire, ma si chiama Ca del Poggio. Bellissimo, abbiamo fatto una chiacchierata ieri sera a cena e anche stamattina a colazione, e io con lui ho un rapporto molto fraterno. Beh, insomma, è un cultore, è un mostro di sapienza, quindi di sapere per quanto riguarda l'atletica. Bene, professore, io la lascio andare, la lascio riposare. Diamo un giudizio, insomma, cosa aspettiamo cosa ci aspettiamo da questo meeting? Come diceva lei, insomma, ci rivedremo il prossimo anno perché ormai è diventato un appuntamento. Cosa dobbiamo aspettarci? Io credo, ne ho parlato ieri anche con il signor Sindaco, che si è, come dicevo prima, reso disponibile. Credo che questo sia pronto per fare già in genere noi, prima di far fare il salto di qualità a un meeting nazionale e farlo diventare internazionale, aspettiamo almeno 3 anni. Io credo che ieri c'era qui anche il consigliere federale Oscar Campari, che è il responsabile del calendario dei meeting, e abbiamo già concordato che se ci sono le condizioni locali noi l'anno prossimo chiederemo già l'accreditamento a livello per essere internazionale bisogna essere accreditati dalla Federazione Europea, e quindi lo proporremo per essere un EA, Federazione Europea Permit, con il permesso dell'ok della Federazione Europea potremo anche farlo diventare internazionale. E noi ci auguriamo che tutto questo diventi. Ci stringiamo la mano? Sì, ormai certo. Speriamo bene, e la ringrazio per essere stato qui con me e per aver parlato, visto che Bragagna poi se ci raggiunge lo fermiamo noi, d'accordo? Va bene, grazie, complimenti. Grazie a lei. Bene, ringrazio il professor Dino Ponchio per essere stato qui con noi, ci ha dato alcune chicche, alcune cosine particolari che non avremmo mai saputo, insomma, senza la sua presenza, e allora eccoci qui nuovamente a commentare. Abbiamo volutamente anche perso di vista qualche gara che qualche salto, qualche gara che è continuata nel momento in cui abbiamo parlato prima con De Lazzari e poi con il professor Ponchio, e quindi ci siamo. Ha lasciato qui il cellulare, quindi bene, riconsegniamo alcune cose dimenticate e quindi possiamo anche continuare, insomma, mentre ci avviciniamo alle 11:30, momento in cui
11:30, mezzogiorno, dovrebbe terminare insomma, la prima parte di questa seconda giornata. E come mi auguro siate stati attenti a quello che diceva non tanto il sottoscritto ma il professor Ponchio nel finale, avete capito, no? Quindi il prossimo anno, se ci saranno le condizioni, e tutti si augurano che ci siano le condizioni, questo meeting potrebbe diventare internazionale, quindi diciamo che lo scoop nostro lo abbiamo fatto, insomma, adesso alle 11:20, 11:15, dicendo che il prossimo anno con moltissima probabilità questo potrebbe diventare un meeting internazionale. Ce lo auguriamo tutti. Avete sentito poi come io avevo posato e posto l'attenzione su un impianto di illuminazione mancante, ma avete sentito come il professor Ponchio ha ridimensionato tutto questo, perché dice, beh, non è mica necessario fare i meeting in notturna, e c'ha ragione per quello, però insomma, se tutto può aiutare, ben venga anche un bel impianto funzionale di illuminazione, che non guasterebbe mai, no? Nessun impianto guasta un impianto di illuminazione, può servire a molte altre cose. Questo per quanto riguarda insomma, il nostro piccolo scoop, l'abbiamo effettuato, quindi vedremo poi se verrà confermato, se verrà ufficializzato, se le cose andranno per il verso giusto. Mi sono perso dei lanci forse di Marco Lingua, ma abbiamo assistito a quelli che aveva effettuato in precedenza, addirittura con De Lazzari qui che spingeva l'uscita dell'attrezzo dalla gabbia, e l'ha spinta bene, insomma, sui 71 metri per quanto riguardava il lancio appunto di Lingua, che si avvia a vincere questa gara, ma insomma questo non era un problema, non era messa mai in discussione, ma diciamo insomma che c'è la possibilità di vedere qui a Vittorio Veneto. Ieri abbiamo visto Iapichino e De Salu appunto, e altri personaggi in espansione dell'atletica leggera. Quest'oggi appunto altri personaggi potremo vederli, giudicarli e commentarli con questi nostri servizi, con queste nostre chiacchierate. Sbagliato il salto con l'asta, c'è un salto con l'asta che ha portato, vediamo, Barattin, Centenaro, Fantin, Soave, Breda e Agostinis per quanto concerne l'ordine dei salti. Sono allieve che si stanno cimentando su misure, vediamo se riusciamo a vedere su che misura si sta gareggiando, sui 3 metri. Sui 3 metri. Allora, abbiamo qui con noi Sergio Baldo. Bene, gli diamo subito. Ti faccio lavorare oggi, Patruno. Aspetta. Saltatore in alto. Sì, ma adesso ce lo spiega, grandissimo. Sergio Baldo, buona giornata. Io direi che possiamo anche levarci La mascherina. la mascherina. Sono Sono i miei... Ah, ecco, pensavo fossero di Ponchio che avesse dimenticato. Sergio Baldo, bene, buona giornata intanto. Buona giornata a voi. E benvenuto qui a Vittorio Veneto. Conosceva l'impianto, immagino, sì? Sì, qualche anno fa ci ho anche Gareggiato. gareggiato. Insomma, un impianto importante per una città importante dove l'atletica leggera è una tradizione, quindi diciamo che merita questo impianto. Merita, effettivamente ha avuto qualche problematica, però insomma sembra, e speriamo che possano averle concluse e da qui ripartire, da questo meeting ripartire. Che pensa di questo meeting? Beh, un meeting dove Andrea De Lazzari ha voluto fortemente ripartire con l'atletica in Italia. È stato difficile allora prendere questa decisione, perché seguire tutti i protocolli di sicurezza e i documenti di valutazione del rischio vuol dire assumersi l'onere di un sacco di spese, e quindi l'idea di partire
con l'onere di mettere tutti in sicurezza è stata un'idea avventurosa, difficile, e diciamo che è stato bravo a concretizzare e mettere in pratica tutte le norme di sicurezza che purtroppo adesso sono necessarie per dare la garanzia a tutti quelli che sono qui, tecnici, atleti, giudici, di poter svolgere quello che era l'atletica leggera, da noi abituati ad essere tutti in campo e a viverla facendo il tifo dagli spalti. Ecco, sembra surreale, però è un bell'ambiente, una bella giornata, i ragazzi sono entusiasti di tornare a correre e l'abbiamo visto fin da ieri che hanno fatto anche con dei buoni risultati. Dei buoni risultati sicuramente. Che periodo è stato, e l'ho già accennato, che periodo sarà, perché dovremo fare i conti con questo benedetto o maledetto Covid? È stato un periodo difficile, diciamo che gli atleti sono stati messi alla prova e chi poi ha potuto, perché aveva gli spazi, ha cercato di trovare delle soluzioni a casa, chi invece non aveva gli spazi, non aveva il giardino, non aveva la possibilità di muoversi, ha dovuto trovare delle soluzioni nelle piccole stanze degli appartamenti. Però ho visto che i ragazzi sono usciti con molto entusiasmo, la voglia di riprendere, di confrontarsi. L'atletica leggera è bella per il confronto. Il confronto fortunatamente adesso si può fare anche di corsia in corsia. E proprio questa settimana la novità che si può ricominciare anche a fare le gare di mezzo fondo. E io sono fiducioso che un po' alla volta si possa riprendere a fare l'atletica come ce la siamo sempre vista noi, insomma. E credo che questo possa essere una parentesi e che ben presto potremo vedere l'atletica come piace a noi. Con i ragazzi, con gli atleti, dove avete dovuto insistere o far capire, insomma, che qualcosa era cambiato e che potrebbe cambiare? Beh, i ragazzi se ne sono accorti subito quando è cominciato il lockdown, che hanno dovuto adattarsi a dei programmi di allenamento fatti a casa. Noi con le Fiamme Oro siamo riusciti, grazie alla possibilità che avevamo con i nostri tecnici, di poter fare degli allenamenti negli stessi orari, negli stessi giorni, in modalità conference call e quindi in Zoom, potendo dare indicazioni precise agli atleti, avendo dei tecnici che vedevano negli schermi gli errori. Ecco, siamo stati anche noi, rispetto alle altre società, più fortunati, avendo i tecnici disponibili ogni giorno, a poter dare in questo periodo la possibilità di eseguire negli stessi orari gli allenamenti. Chiaro, sono allenamenti fatti e adattati agli spazi. Altri non hanno potuto fare questo tipo di attività, però ho visto che anche altre società sono state in grado di dare programmi di allenamento, lavori in circuit training, lavori a stazione. Questo ha potuto comunque mantenere una condizione fisica che poteva essere quella che poi abbiamo visto in questi ieri e oggi. Insomma, gli atleti comunque poi hanno ripreso velocemente gli allenamenti e oggi e ieri abbiamo visto delle belle gare di atletica. Delle belle gare, sì. In virtù di tutto questo, quando diciamo a questo punto che i nostri tempi, i tuoi tempi erano diversi, purtroppo erano diversi. Sì, certo, erano diversi. Questa situazione ci ha colto impreparati, sì. Però abbiamo visto che un po' alla volta stiamo tornando alla normalità, e questo ci dà un insegnamento, che è quello di poter riuscire a risolvere anche problemi gravi, e questo mondo dell'atletica leggera ha saputo ricominciare a testa alta e con orgoglio, direi, perché questa manifestazione è la ripresa con orgoglio dell'atletica leggera. Cosa hai guardato di maggiore interesse tra ieri e oggi? Insomma, a parte la tua disciplina, cosa... Noi ieri il mondo dell'atletica leggera si aspettava una grande gara di Larissa Iapichino, lo è stata, una ragazza che promette essere il futuro dell'atletica italiana nel salto in lungo, ha un bravo tecnico che viene dalla stessa specialità, che è Gianni Cecconi, e un team che lavora a fianco, che
diciamo, crea tutte le premesse per fare di lei l'atleta del salto in lungo. Poi la genetica, Dirà. quella incide, ma diciamo che da noi ci aspettiamo da lei grandi cose, insomma. Ieri ha dimostrato di esserci, ha sfiorato di 7 centimetri il suo personale, però ha dimostrato una grande condizione fisica. Io credo che è solo questione di tempo e la vedremo fare salti molto lunghi nelle prossime competizioni. Ma non c'è stata solo lei, c'è stata anche un buon 10.37 di Desalu, si è confrontato con quello che è successo ieri a Rieti. No? Ha risposto subito Rieti e Vittorio. E quindi Desalu è un duecentista, esprimersi a questi livelli nei 100 in chiave anche staffetta per le Olimpiadi del prossimo anno sono segnali importanti, anche perché per un duecentista vuol dire essere capaci di partire. E quindi noi ci aspettiamo una 4% all'altezza. Io credo che Filippo Tortu ieri probabilmente forse non era pronto per l'esordio, ma ha lavorato bene, quindi lo vedremo nei suoi tempi, forse nelle prossime gare. Sia Tortu che Tamberi, mi pare che oggi sulla Gazzetta riportavano un po' di Tortu battuto e infelice. Tamberi non sono soddisfatto, ero qui per fare di più, ma questo insomma anche per loro il rientro alle gare è diverso dagli allenamenti fatti, no? Beh, Gianmarco Tamberi ha già dimostrato con il suo 2.30 di essere competitivo, nel senso che ha la miglior prestazione al mondo, quindi chiaramente si pone nel miglior modo in questa stagione agonistica, che non ha competizioni classiche internazionali, ma comunque c'è Diamond League e il circuito continua e avrà modo di migliorare questo 2.30. Ieri è stato un 2.27 che ci sta nel salto in alto. La continuità di prestazioni elevate a breve distanza di tempo non è così scontata. Gianmarco ha lavorato bene negli ultimi 3 mesi perché ha curato aspetti tecnici che un po' l'anno scorso lo limitavano. Io credo che questi risultati, questi piccoli accorgimenti tecnici, soprattutto allo stacco, gli possa permettere di tornare a fare le misure ben più elevate dell'anno scorso e credo ben sopra i 2.30. Chiudiamo, la lascio. Sergio Baldo, grazie per essere stati qui con noi. Cosa Grazie. diciamo di questo meeting? Professor Ponchi, ho detto che dal prossimo anno chiederanno se sarà possibile, sarà già internazionale. Lei che dice? Io credo che questo meeting si merita di essere un meeting internazionale. La prima è stata quest'anno, ci sono poche cose da migliorare e l'entusiasmo di Andrea De Lazzari e il suo È team devastante. Sì, però contagioso. Positivamente contagioso, sì. Positivamente contagioso, perché questo termine adesso è di moda. È di moda, però insomma, quando si parla di entusiasmo va bene il contagio, perché non è solo Andrea De Lazzari, ma tutti il team che lavora insieme, quindi qua c'è una squadra che ha lavorato per mettere in piedi questa manifestazione e ci sarà una squadra per mettere in piedi una manifestazione internazionale. È la prima soprattutto con un elenco infinito di protocolli di sicurezza, quindi se siamo riusciti a realizzare questo quest'anno, il prossimo anno, se togliamo questo fascicolo molto voluminoso di protocolli di sicurezza, possa essere veramente un meeting internazionale che darà tante soddisfazioni. Fortunatamente non ci hanno tolto i protocolli di andare a bere qualche cosa e quindi la lascio andare a bere qualcosa, almeno quello. Grazie a lei. Buona continuazione e buone gare a tutti. Grazie a Sergio Baldo che è stato con noi quest'oggi e lo ringraziamo. Noi continuiamo a seguire, anche se mi pare che insomma si stia andando verso la fine di questa prima parte di seconda giornata. Bene, grazie ancora. E allora abbiamo salutato Sergio Baldo che è stato con noi quest'oggi in questa nostra chiacchierata e allora mi pare che ci possa essere un altro ospite che potrebbe arrivare qui alla nostra postazione, mentre chiaramente parlando così sono
sfuggite alcune prestazioni, alcuni risultati di pedana, però vedo che appunto il lungo si è concluso il martello e quindi in pedana troviamo solo con salto con l'asta le allieve che si stanno combattendo tra virgolette, e andiamo a vedere la misura, se riesco a vederla, siamo sui 3,20 e il salto di questa atleta va a fallire, va a sbagliare, e quindi nulla di fatto per il momento in questa disciplina, in questa pedana appunto del salto con l'asta. Apertura avvenuta stamattina alle 9 per quanto riguarda questa seconda giornata di gare qui a Vittorio Veneto. Avete sentito come i bilanci siano lusinghieri, sia del professor Ponchio, sia di Sergio Baldo e sia di Giulio Pavei, che abbiamo ospitato appunto in queste nostre chiacchierate. Positivi per quanto riguarda gli appuntamenti che si potrebbero effettuare, che si potrebbero avere qui, e naturalmente con la possibilità di sviluppare cose interessanti. Con noi un altro ospite. Tanto ringrazio il dottor Patruno, che ho scoperto tecnico audio e video. Piero Martin, buongiorno. Buongiorno. Ci conosciamo, insomma, buongiorno, no? dottor Villanova. Allora, scrivo Piero Martin per non dimenticarmi, no? Allora, Piero, ciao intanto e benvenuto, perché anche tu avevi nostalgia di atletica, immagino, no? Sicuramente. Aspetta che te lo avviciniamo un po' di più, eccolo. Eccolo qua, è nostalgia. Dopo tanto tempo torniamo su un campo gara, finalmente. Finalmente, è un po' quello che hanno detto tutti quanti, insomma, perché c'era voglia. Ma c'era voglia anche di incontrare tanti amici, permettimi. Oltre che a vedere gare, qui c'è tutta la dirigenza della Federazione di Atletica Leggera, è un momento così di incontro, è sempre piacevole trovare amici. Allora, tu ti sei specializzato non su pista ma su strada, è il caso di dire, no? Perché qui la maglietta, per esempio, Oderzo città archeologica, vuol dire che purtroppo quest'anno la dobbiamo saltare. Ma non è ancora detta, sì? non è ancora detta. Vedi che, diciamo una cosa, che noi al 1° maggio, prima del Covid, eravamo già pronti. Sì. Eravamo già pronti perché è un'organizzazione che lavora tutto l'anno, finito l'evento si va a chiudere ma già si lavora per l'anno successivo, per cui a fine febbraio era già tutto pronto. Sono riuscito a non fare spese perché abbiamo rallentato, con i primi casi di Covid ho fermato le stampe, ho evitato di fare le spese, insomma, per guardare come andava a finire. Fortunatamente spese non ne avevamo fatte e per cui ci è andata anche bene, insomma, perché ci sono organizzazioni che hanno investito molto che hanno e poi investito e poi non possono raccogliere e non raccoglieranno, insomma, questo esatto. Sì. Adesso ci sono delle richieste che ci vengono da federazioni straniere se facciamo la gara Under 20, la Europa Road Race. La federazione italiana ci terrebbe a farla perché ovviamente ne viene anche una questione di prestigio a livello nazionale e noi siamo qui ad aspettare e vedere se riusciamo a farla. Sta cosa la decideremo in settimana, non abbiamo più tempo. Per strada così, Piero, dire a porte chiuse mi fa ridere, no? Mi fa sorridere o ridere, ma sarà a porte chiuse? Vediamo, ci sarà il problema del distanziamento del pubblico, però avendo qualcosa in circuito con 70-80 atleti gara, contiamo di farla, insomma, ecco. Quindi ci sono delle c'è speranza, insomma. C'è molta speranza di poterla fare.
da un punto di vista economico abbiamo fatto assieme a Beppe Zoni, che è l'altra parte dell'organizzazione, quello che collabora con me, che assieme facciamo sta gara, abbiamo fatto un bilancio preventivo e abbiamo valutato che i nostri sponsor sentiti telefonicamente, riavvicinati dopo averlo fatto già a gennaio o a dicembre dell'anno scorso, ci hanno detto, vai, insomma, se fate questa cosa in qualche maniera noi ci siamo. aiutiamo. E per cui abbiamo fatto un bilancio abbastanza essenziale, senza andare a snaturare o a peggiorare la cosa. Noi vogliamo avere anche un'immagine che è europea di una certa organizzazione a buon livello. Certo che abbiamo tagliato eventi collaterali, eccetera, per limitare i costi, ovviamente, perché in questo momento non è che vogliamo fare una manifestazione e trovarci a fine manifestazione magari con cumulo di debiti. Chiaro. Anche perché i costi c'erano, insomma, la manifestazione era... costa, io evito di parlare di euro, per carità, però insomma abbiamo fatto un bel taglio e pur mantenendo una nostra immagine di buona organizzazione, di essere a Oderzo punto d'incontro tra tanti dirigenti europei, nazionali, eccetera, un momento anche così conviviale. È un momento importante anche per l'amministrazione comunale di Oderzo. Ma certamente il comune ci sostiene, ci sostiene, è ovvio che per Oderzo è tra le poche cose che ci dà una visibilità nazionale e internazionale, come l'opera in piazza per citare un'altra manifestazione di livello che si svolge a Oderzo, per cui l'amministrazione comunale è attenta, punto. Quindi quando deciderete, Piero? La cosa è in mano anche alla FIDA alla Roma, e in settimana decidiamo, insomma, perché ormai non abbiamo più giorni per tergiversare. Chiaro. Perché luglio è già iniziato. Non ce ne siamo accorti, ma è già iniziato. Agosto per l'Italia. È dietro l'angolo. L'agosto per l'Italia vuol dire non trovare nessuno, anche se almeno vedo nel mio ambito lavorativo. Vedrai che qualcuno lo trova nell'agosto. Ho paura quest'anno. Si lavora, però è sempre agosto, e per cui abbiamo necessità di decidere di partire in quarta, insomma. La macchina era già pronta. La macchina è pronta, sì. Quindi va bene. Piero, noi ti auguriamo che tutto venga messo in cantiere, venga messo in piedi, e quindi poi ci risentiremo per quanto in punto potremo fare anche noi da supporto e per avere naturalmente lo spazio adeguato. Grazie a Piero Martin. Grazie alla vostra ospitalità. Ma grazie a te. Bene, ringrazio Piero Martin. C'è già un altro ospite. La quarta delle Venga. Questa è una cosa che non succede tanto di rado, Ho capito, sì, è il braccio destro, allora. Allora, dicono che sia il braccio destro o pari di Piero Martin. Lei che braccio è? Quello armato? Quello a sinistra con la protesi. quello armato, vabbè. Sì. Come stiamo innanzitutto? Bene? Abbastanza bene. Viva l'atletica in questo momento. C'era voglia di vederci di nuovo, no? Sì, diciamo che con il terremoto di Andrea De Lazzari, perché è un terremoto, ve lo dico, se Piero Martin è un metodico, diciamo... Metodico sta per spacca? No, perché lui okay. è un metodico di aspetto positivo perché... Sì. Anche il lavoro che fa lui deve avere certi step giusti per mantenere la linea delle cose, insomma, ecco. Ma questo è positivamente scatenato. Questo è il Vesuvio in eruzione. Cioè, la mattina lui mi diceva ogni 3 giorni ti mi aggiungi qualcosa, l'anno scorso si incazzava e io gli dicevo Piero, fermo, questo qua non ogni 3 giorni, questo qua ogni mezz'ora ha qualcosa da dire. Comunque diciamo siamo contenti perché bene o male sia a livello politico, e qua devo ringraziare, parlo del meeting qua di Vittorio Veneto, Ivo Merlo, professor Merlo,
E devo dire che a livello politico la FIDAL a Roma, FIDAL nazionale, c'è stata di supporto, ma un supporto più che altro qualitativo. Abbiamo lo staff di FIDAL Servizi che ci seguono i cronometraggi, tutto quello che riguarda. Abbiamo due ragazzi proprio dello staff romano, diciamo, della federazione, uno che è addetto agli internazionali e un altro che è addetto alla logistica, che oggi si sono presi in mano un po' tutta l'organizzazione delle premiazioni, e penso che il meeting di ieri, con qualche cosina da migliorare da fare. Da migliorare, cioè dobbiamo aggiungere al roster, Sì. diciamo, le cose positive che sono state tante e le cose negative da migliorare, ma comunque sono piccolini, insomma, sono cose che... Quindi le è piaciuto, insomma, questo meeting? Sono dentro nell'organizzazione. Guai se non le piaceva. Patruno, cosa dici tu? Guai se non le piaceva. Se non mi fosse piaciuto sarei... Il professor Ponchio ha già detto che, insomma, il prossimo anno, se sarà possibile, sarà internazionale questo meeting. Ma... Cioè, lui di esperienza internazionale ne ha, sì, sì. quello che stai facendo, cosa avevi raccontato quest'anno? allora, diciamo che forse Piero ha anticipato già quello che come nuova atletica tre comuni, che poi tra l'altro la nuova atletica tre comuni fa parte anche della Treviso Marathon come socio, e quindi anche qua c'è la Treviso Marathon, e quindi diciamo stiamo collaborando insieme. Ma cercando di consolidarci nella collaborazione, diciamo, perché Che è un bene questo, no? sì, se vogliamo andare avanti, perché se ognuno continua a creare il proprio nido è finita. Ecco, qua però, sai, i volontari sono sempre meno, l'età è sempre più giovane, per non dire qualcosa di indiscreto a qualcheduno, hai capito? Quindi a livello internazionale, cioè al momento dell'arresto del Covid, cioè stava diventando una gara, parlo dell'Europa Road Under 20, stava diventando una gara quest'anno. Non voglio vantarmi, ma all'ora del 1° maggio penso che saremmo arrivati a 20 nazionali. Con l'ingresso, non so se Piero l'ha già annunciato. No, non l'aveva detto. Non l'ha detto, che avevamo già l'ingresso di 3 nazionali per la prima volta, la Svizzera, la Serbia e la Bielorussia. Sarebbe stato un'altra chicca importante, Sì, insomma, cioè, 20 nazioni. Non cioè sono mica 20 poche. nazionali. Lo potevamo anche considerare un campionato europeo di corsa su strada per under 20 importante, perché sai, il primo anno è stata un'esperienza messa in piedi con una volontà anche da parte di alcuni esponenti europei, tipo Gabriele Szabo, tipo Dimas Kopanagiotis della federazione greca, di Dobromir Dobromir Bulgar, presidente della Bulgaria, vicepresidente delle A, e avevamo un appoggio quasi totale di Sven Hansen, che era il presidente delle A. Non ha mai potuto partecipare per somma di impegni, però ma aveva dato l'ok. no, sì. cioè, addirittura aveva mandato anche una lettera di incitamento alla cosa, insomma, ecco. Siamo andati avanti, diciamo, Piero e io e la Presidente. Devo dire una cosa molto importante: noi alla Nuova Atletica Tre Comuni abbiamo una Presidente molto attiva, è un avvocato, anche lei si è innamorata dell'atletica. Sì, si è innamorata di quello che stiamo facendo, ecco, anzi, delle volte ci spreme di più. Anche lei. Anche lei, ecco. Comunque, quest'anno veramente, se non succedeva quello che è successo, ma per l'amor di Dio, pensiamo anche ai danni che ha fatto il Covid, perché non dobbiamo escludere il danno che il Covid, perché dopo se pensiamo solo all'evento di per sé stesso... Chiaramente. Quindi, insomma,
come diceva Piero, siete pronti per se vi danno l'ok, insomma, La siete voglia, pronti? la voglia è tanta, ecco, la voglia è tanta, però sai, sono tanti paletti. Chiaro. A tutt'oggi non abbiamo ancora i criteri Covid delle corse su strada. Sì, quello fa un po' pensare, no? Fa un po' dire che insomma siamo abbandonati un po' così. No, perché la federazione, da quello che ho dai miei contatti, deciderà il 30 o 31 luglio la federazione, a fine mese, quando cade i 6 mesi di tutta questa cosa. E poi cioè, sarà il costo, anche perché se stiamo ai criteri Covid di adesso, dovremmo mettere un atleta per camera. Sì, ci sono delle cose che... Ci sono delle cose organizzative che non sono facili Non da sono sviluppare. facili, no, ecco. chi organizza in questo momento è veramente bravo ed è veramente... Sì, perché anche qua siamo partiti, ma facciamo una cosa, dopo quando ci sei dietro siamo sempre, diciamo chiaro, che vogliamo ti piace sempre farle- per i massimi. sì, ecco. ti piace fare le cose fatte bene, No, quindi... tutti, anche la Nuova Atletica Tre Comuni ci ha offerto tutti i gazzebi, cioè Chiaro. l'allestimento diciamo è opera un po' di tutti. Ma mi piace questa sorta di collaborazione che finalmente è nata, perché bisogna cancellare questi campanili, lo abbiamo sempre detto. io no? sono- Via lei- sti campanili, basta e finiamola. Lei per Anche me, questo qua per è bello me- alto. Questo. Sì, no, vabbè, quello là Quello lo lasciamo, dai, lo quello lo lasciamo. Cioè, per me, diciamo, lo sport, il mondo va avanti, deve essere una congruazione di idee. Certamente che purtroppo l'Italia è l'Italia dei comuni. Adesso se noi ci teniamo, allora, così se andremo a farla, a tutt'oggi noi abbiamo già 6 nazionali Che saranno presenti. presenti, che ci hanno scritto, in federazione. Ecco, voglio precisare, la corsa di Oderzo Europa Rorezza Under 20 sta diventando una corsa FIDAL internazionale, una corsa FIDAL Roma. Sì. Quindi aspettiamo. O si Diciamo, sbilancia, o si sbilancia. no. Piero si è sbilanciato, insomma, ha detto vabbè, che probabilmente si fa, insomma. Cioè, Lei la vedo un po' più... no, non è che, anzi, Piero, mi ha detto, anzi, sarei già in prima linea a farla, giusto Piero? Va bene, Sì, abbiamo ecco, chiuso. però vediamo. Vediamo. Alla fine settimana saremo un po' più precisi e saprete quello che diciamo dovrete fare. che Francia, Svezia, Inghilterra, Danimarca e mi pare Svizzera, adesso no, e più l'Italia, avremo già 6 nazioni quasi adesione. Siccome l'obiettivo che ci siamo creati noi organizzatori è di farla quest'anno anche per non contenimento di costi e tutte queste, di arrivare a 10, 11 massimo, giusto Piero? Dammi un assenso, un segno di assenso. Siamo già Ne manca 4, insomma, vabbè, ce la facciamo. Per Bene. le nazionali sì, il problema sono tutte le... Vabbè, ma siete bravi. No, bravi. io ho visto quello che è stato fatto qua per il Covid, auguri. Lo so. È che Piero ha nelle sue conoscenze ha un po' di persone che possono darci una mano anche per il Covid-19. E allora siamo a posto. Bene. La ringrazio, ciao, grazie ciao, a voi, grazie. E in bocca al lupo Crepi naturalmente il lupo. a questa gara che speriamo possiamo dire che si farà appunto ad Oderzo, questa Crepi il Under lupo. 20. Bene, abbiamo chiuso ragazzi, ci siamo dilungati un pochino, ma meritava insomma sapere alcune cosine. Ci ritroviamo nel pomeriggio, inizio gare. C'è ancora questa signorina che sta gareggiando da sola, la lasciamo da sola, porella, non facciamo queste cose. E quindi ringrazio Piero Martin e il braccio destro, sinistro, armato e tutto quanto, che porta
avete sentito, insomma c'è la voglia di fare, quindi ci auguriamo che si faccia ad Oderzo questa gara. Stiamo seguendo questo ultimo salto, questa ragazza in pista, in pedana, che potrebbe concludere intorno a mezzogiorno appunto questa seconda giornata, questa prima parte di seconda giornata, poi ci ritroveremo a partire dalle ore 16 nel pomeriggio per chiudere intorno alle 17:30-18 con le ultime gare, con i 300 metri, se non vado errando. Fallisce il salto, andiamo a vedere, era il primo tentativo per Centenaro. Eccolo qua, era il primo tentativo, ne ha ancora due per riuscire ad eguagliare il proprio personale. Quindi seguiamo con attenzione appunto questo salto. Adesso ci sarà naturalmente la possibilità di rifiatare perché è rimasta da sola, solo lei che sta tentando il personale, quindi vi ripeto, qui a Vittorio Veneto, giornata incantevole, giornata calda, giornata bella, giornata in cui se siete venuti appunto a vedere il meeting potrete deliziarvi con delle specialità anche gastronomiche, insomma c'è un po' di tutto e quindi la possibilità di rimanere qui per tutta la giornata fino a questa sera quando si chiuderanno i battenti del primo meeting nazionale ATL Etica Memorial professor Ivo Merlo, come abbiamo già ampiamente sottolineato in queste nostre 2 giornate di gare di atletica leggera qui a Vittorio Veneto. Centenaro al secondo tentativo, al secondo salto. Centenaro va per cercare di migliorare la propria prestazione. È buona al secondo tentativo. Chiara Centenaro, 3,60 m per lei. E allora, bene, ha eguagliato il suo personale. Vediamo cosa decide di fare. Filippo, nel frattempo che aspettiamo gli ultimi salti femminili, Decide di salire per migliorare ulteriormente. Li vedo belli pronti, dopo la foto di rito adesso Sono entrati in pista, tra l'altro, è entrata in pista la specialità del foot bike, mi pare si chiami, insomma c'è ricordiamoci che la definizione di foot bike è sì, foot bike, avevo ragione, è il monopattino sportivo in pratica, è come andare sul monopattino, però adesso la vedrete insomma nelle immagini. Si muove tutto il corpo rispetto al monopattino, insomma, non quello elettrico monopattino, è quello a spinta con i piedi, però questo sembra una bicicletta e non è una bicicletta ma è un foot bike come viene definita, come viene chiamata per questa nuova disciplina, insomma, che vedremo se potrà trovare proseliti, se andrà avanti, se piacerà, se insomma si potrà portare a compimento. Manifestazione che si sta concludendo, ci sono gli ultimi salti, 3, andiamo a vedere, ha alzato l'asticella a 3,65 mi pare. Quindi 3,65 per Centenaro che va al primo tentativo, sale, però tocca l'asticella che cade. 3,65 al primo tentativo fallito. Dato vuoto per Chiara Centenaro però. Ne ha altri 2.
altri 2 tentativi per cercare di migliorare il suo personale. Vedendo, secondo me avremo una bellissima conferma. Forza Chiara, dai che ce la facciamo. Chiara Centenaro, è chiaro che sono 3 salti, ma non è che siano 3 salti qualsiasi, c'è lo sforzo, c'è la fatica, c'è la concentrazione da trovare, insomma non è così semplice mettersi lì e vai, si salta e si va, no, sembra facile, ma non è proprio così, insomma bisognerebbe avere i tempi di recupero, cosa che quando vuoi migliorarti e migliorare il tuo personale lasci magari da parte, perché l'euforia, la voglia di provarci, che belle immagini queste che ci stanno mostrando la nostra regia, eccolo qui, questa è la parte di Vittorio Veneto, la parte opposta all'impianto. Vedete che il verde non manca, quando si dice che a Vittorio Veneto il verde c'è. 3,65 Chiara Cestenaro. Vediamo il secondo salto di Chiara. E questa volta la va a migliorare, 3,65. Centenaro alza il suo personale a 3,65. Complimenti a lei, vediamo se il momento è buono per non fermarsi e quindi vediamo se fa alzare di altri 5 oppure sceglie di stare un pochino sotto i 3,70. Replay che possiamo vedere, un bel salto, tra l'altro pulito, guardate come arriva, spinta, sì, tocca un pochino l'asticella, non è che la superi abbondantemente, per carità, però un buon salto, un bel salto e poi il richiamo, fortunatamente per lei, tocca sì l'asticella ma non tanto per buttarla giù, e quindi 3,65, migliora di 5 cm il suo personale e quindi ottimo il finale di gara per Cestenaro, questa allieva che nell'asta appunto sta tenendo gli ultimi salti ora. I ragazzi per la gara di foot bike. C'è una gara di foot bike, allora eccoli là che la nostra regia è andata ad inquadrare. Vedete, se riuscite a capire e a vedere l'attrezzo, chiamiamolo così, vedete, è un misto tra bicicletta e monopattino, no? Però si va in questa maniera. Allora, intanto qui non c'è il motorino, ormai il monopattino è esploso elettrico, no? C'è una grande boom di quelli elettrici, ma qui si fa fatica, insomma, questo è un bel movimento, tra l'altro è una fatica diversa dal monopattino normale perché muove un po' tutto il corpo, come ci dicevano in privato, insomma in privata sede, è un movimento completamente diverso e quindi più globale, più totale per quanto riguarda. Tanto Cestenaro, primo tentativo sui 3,75. 3,75 fallito al primo tentativo. 3,75, va sull'onda dell'entusiasmo, quindi primo tentativo, adesso vediamo se rifiaterà un pochino, perché ripeto, come ho detto prima, c'è l'euforia, c'è la voglia di andare, di provare, insomma è il momento in cui hai migliorato il tuo personale, sei salita, hai fatto bene, hai voglia di fare, sei davanti al pubblico che ti gasa un pochino, ci tenti, insomma ci provi, però servirebbe un pochino di stop, servirebbe un pochino di tranquillità, di ricarica, cosa che non c'hai in questo frangente, perché insomma qui sono 3 i tentativi che devi farli anche velocemente. Vogliamo gara ufficiale pattino sportivo, faremo delle discipline di medio e lungo raggio, quindi abbiamo i 400 metri e poi avremo i bambini piccoli con i 100 metri
e poi i grandi con i 2000 metri. Quindi un giro, quindi 400, e poi i grandi 5 giri. 5 giri per i più grandicelli e quindi a ICS per averci dato questa opportunità. insomma, si fa conoscere questo nuovo attrezzo, questa nuova disciplina, questa foot bike. Sulla gara di salto con l'asta femminile. E allora Centenaro che è lì, adesso c'è il secondo tentativo sui 3,75. Centenaro è il secondo tentativo di 3,75, miglioramento importante rispetto al suo nuovo personal che è 3,65. Forza Chiara. Ci riprova Chiara Cestenaro, secondo tentativo, secondo salto per lei, va a caricare. Anche qui non di molto, però non basta. Adesso, come dicevamo in precedenza, c'è tanta stanchezza e qui c'è soltanto l'adrenalina di aver fatto già un tuo record personale in precedenza, l'adrenalina forte per cercare di salire ancora, insomma capisci che il momento è importante, capisci che puoi farcela o che vorresti farcela, insomma ti senti magari bene e quindi c'è questa possibilità più che la tecnica, più che la pulizia del gesto, qui conta veramente trovare le ultime stille di volontà, di carica agonistica per volare oltre l'ostacolo, per volare oltre l'asticella e migliorarsi ulteriormente. Ultimo salto per Chiara Cestenaro, terzo tentativo, a meno che non vada pulita e non riesca a saltarlo, dovrebbe finire qui la gara poi, però se dovesse superare l'asticella, insomma, potremmo vedere anche ulteriori 3 salti per cercare di migliorarsi ulteriormente. Vediamo che cosa decide Cestenaro. Intanto passano i 3 atleti del foot bike, che vedete non è per niente semplice, non è per niente semplice, signori. Cestenaro al terzo tentativo, 3,75 per migliorarsi ulteriormente, l'ha già fatto, si è migliorata di 5, portando dal suo personale da 3,60 a 3,65, ha alzato di 10, va a 3,75, terzo tentativo, conclusione per Cestenaro, vai! Non ne ha più, merita l'applauso però da parte del pubblico presente, perché veramente ha chiuso questo suo terzo salto, ne ha fatti 9, mi pare, 3,36 e 3,9, insomma direi che bene per Cestenaro. Allora, se dalla regia mi confermano, noi ci fermiamo qui, ci diamo l'appuntamento al pomeriggio alle ore 16 con le prime gare della seconda parte di giornata e quindi da parte di Mirko Villanova grazie e la risentirci a più tardi. Linea alla regia.